Buongiorno, ben ritrovati, prima edizione e primo appuntamento con l'informazione di Antenna 3 che vi porterà tra le notizie principali della giornata, a partire naturalmente come sempre dalla cronaca, ma poi ci sarà modo di approfondire anche altre tematiche. Parleremo di dipendenze, parleremo di farmaci e della difficoltà in questa fase di trovare tutti quelli legati all'influenza stagionale. Lo faremo con Farmacie Unite e poi avremo due sindaci per capire come si chiuderà questo 2022. Siamo nei giorni di bilancio e è difficile davvero far quadrare i conti, ma anche le previsioni per l'anno prossimo e poi ci sarà spazio anche per scoprire un lato magari nascosto ai più di Conegliano, ovvero la Conegliano ebraica. Insomma, davvero tanti temi da affrontare oggi insieme. Come detto, partiamo però con la cronaca, con l'ennesima tragedia sulle strade del Veneto, questa volta accaduto nel Vicentino ad Arsiero. Un'auto dopo un incidente finisce in un fossato grave, la donna che si trovava al volante, mentre purtroppo non c'è stato nulla da fare per la figlia di 32 anni. Dramma della strada. Sono le 10 di sera quando ad Arsiero, la provinciale 350, diventa teatro di un incidente mortale. Lo scontro quasi frontale tra due auto porta una delle due macchine a carambolare e a finire in un fossato ai margini della strada. Qualcuno lancia l'allarme, sul posto si precipitano i vigili del fuoco da Schio e i medici del SUAM 118. La scena è devastante. Mentre i pompieri mettono in sicurezza le due auto, i medici e gli infermieri si rendono conto che una delle due donne a bordo è deceduta sul colpo. Per lei non c'è nulla da fare, aveva solo 32 anni. Alla guida la madre, ferita gravemente e portata in codice rosso all'ospedale San Bortolo. Illeso invece il conducente dell'altra macchina coinvolta nello scontro. I carabinieri hanno eseguito i rilievi dell'incidente e le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono durate 3 ore. Incendio la scorsa ieri sera nel Trevigiano ad Osson di Casier, fiamme in una palazzina, intossicate 3 persone, tra queste anche un 14enne. Un probabile cortocircuito, saranno i tecnici dei vigili del fuoco a stabilirlo. L'unica certezza è il panico scoppiato nella serata di ieri in via Don Sturzo a Casier, con le fiamme divampate nel garage di una palazzina e il fumo propagatosi nell'appartamento al pian terreno. All'interno 2 donne e un 14enne, tutti di origine filippina, che sono riusciti a mettersi in salvo uscendo di corsa all'esterno. I 3 sono stati poi soccorsi dal SUAM 118 per una lieve intossicazione e sono stati tutti trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Per spegnere le fiamme sono intervenute squadre dei vigili del fuoco di Treviso, Mestre, oltre ai volontari di Asolo. Le operazioni di messa in sicurezza e di smassamento del materiale presente nel garage distrutto dall'incendio sono proseguite fino a tarda notte. Intervenuto a Casiera anche il sindaco Renzo Cararetto e i carabinieri della stazione di Dosson. E tra pochi minuti ci collegheremo con Casale sul Sile per un altro incendio che ha interessato un magazzino dell'azienda Segafredo. Sembrano non esserci fortunatamente feriti, ma sentiremo insomma gli aggiornamenti con Cristiana Arboit, per cui pochi minuti, il tempo di sistemare tutto quanto per questa diretta. E restiamo nella Marca trevigiana. Vi leggo un aggiornamento che arriva dal sito del Gazzettino con un cadavere che affiora dalle acque del canale, la macabra scoperta di alcuni passanti. Siamo a Crocetta del Montello, dalle acque del canale affiora un corpo, a Nogaré di Crocetta del Montello per l'esattezza, ad avvistare la sagoma scura che galleggiava sulle acque del canale Brentellona. Sono stati alcuni passanti intorno alle 9:30, è scattata la chiamata ai vigili del fuoco, i pompieri sono intervenuti poco dopo insieme ad un'ambulanza del SUEM e una pattuglia dei carabinieri. Purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare. I vigili del fuoco
hanno ripescato il corpo senza vita. Il cadavere è ancora in fase di identificazione. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di una persona anziana. Si indaga sulle cause della morte per capire se si sia trattato di un gesto estremo, di un incidente o di una morte violenta. Naturalmente vi daremo ulteriori aggiornamenti quando li avremo. E adesso assolto il ginecologo padovano Pietro Litta, accusato di truffa e peculato. Era stato sospeso dall'azienda ospedaliera e dall'Università di Padova. Dopo quasi 5 anni si chiude con l'assoluzione la vicenda giudiziaria che ha coinvolto il professore Pietro Litta, luminare della ginecologia padovana, assolto dalle accuse di truffa e peculato per aver incassato 250 euro in nero. Il caso era esploso nel gennaio 2018 dopo un reportage trasmesso dal programma Rai Petrolio. Il medico all'epoca dei fatti era responsabile dell'unità operativa di chirurgia pelvica mini-invasiva dell'azienda ospedaliera. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 5 anni e 6 mesi di carcere, ma tutte le accuse sono state montate, a partire da quella di truffa. Il professore era stato accusato infatti di aver eseguito visite private in regime di extramoenia, pur registrato come presente in ospedale, ma la sua difesa ha provato che in quel mese il ginecologo aveva già lavorato per l'azienda ospedaliera 177 ore a fronte dell'obbligo contrattuale di 76 ore mensili. Inoltre Litta nel novembre del 2017 era ignaro che la convenzione tra l'ospedale di Padova e la clinica di Città Giardino fosse scaduta anche l'accusa di peculato contestata nel servizio giornalistico realizzato da una finta paziente giornalista che aveva ripreso con la telecamera nascosta mentre pagava 250 euro in nero. Non ci sono evidenze che il denaro fosse destinato al professor Litta. Dopo quasi 5 anni per il ginecologo si chiude una brutta pagina che lo ha segnato nel profondo e che lo aveva costretto a lasciare l'azienda ospedaliera e l'Università di Padova. 2 arresti, 8 misure cautelari personali e il sequestro per circa 1.400.000 euro. Il bilancio di un'operazione del Comando Provinciale di Vicenza della Guardia di Finanza che coinvolge un imprenditore di Malo e un consulente fiscale, finite domiciliari e altre persone, tra cui un avvocato e 2 consulenti fiscali. Le indagini hanno rivelato un articolato meccanismo di distrazione dell'imprenditore che, secondo le Fiamme Gialle, avrebbe cercato di sottrarsi agli ingenti debiti erariali oltre 620.000 euro, mettendo in atto operazioni fraudolente come la creazione di società e nella cessione sotto costo dell'immobile dove risiede l'indagato ad un parente, nonché al trasferimento su conti correnti esteri delle somme di denaro indebitamente sottratte allo Stato. Gli indagati, fanno sapere le Fiamme Gialle, avevano anche chiesto contributi legati all'emergenza da Covid-19 a fondo perduto per circa 35.000 euro legati ai mancati introiti delle loro attività senza averne diritto. E la Procura di Belluno ha archiviato il caso del decesso avvenuto lo scorso 11 giugno di Chloe Bianco, la docente trans 58enne di Marcone nel Veneziano, morta nel rogo della sua roulotte parcheggiata tra Auronzo e Misurina nel Bellunese. La morte fu il risultato di una libera scelta, nessuna responsabilità dunque o istigazione al suicidio. Una vicenda che l'estate scorsa sollevò molte polemiche perché l'insegnante al secolo Luca Bianco era una docente transessuale che il 27 novembre 2015 si presentò a scuola in abiti femminili, lo vedete nelle immagini, e annunciò agli studenti dell'Istituto di San Donà Scarpa Mattei che quella doveva essere per tutti la sua nuova identità. Quel coming out le costò provvedimenti disciplinari e un'ispezione da parte dell'ufficio scolastico regionale, tanto che dopo 2 anni lasciò l'insegnamento. E adesso dovremmo essere, e lo vedo infatti in collegamento da Casale sul Sile come preannunciato con il nostro Christian Arboit. Vedete alle sue spalle i Vigili del Fuoco ancora al lavoro per spegnere un incendio che ha interessato un magazzino, ma ce lo confermerà Christian alla Segafredo. Buongiorno.
Sì, buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3, anche da parte di Simone Merlo che si trova qui con me, che sta curando la parte tecnica. Dicevi bene, un incendio che si è sviluppato all'interno di questo capannone che adesso Simone inquadra, un capannone di stoccaggio della Segafredo Zanetti, azienda di Concio, qui in comune a Casale sul Sile. Ecco, l'incendio è divampato questa mattina. Ad accorgersene è stato un ranger della vigilanza privata, perché al momento all'interno del capannone non c'era nessuno. Parliamo per l'appunto di un capannone di stoccaggio che non è utilizzato soltanto dalla Segafredo Zanetti, ma anche da altre aziende qui della zona artigianale industriale di Concio. Quindi non ci sono feriti, però ci sono parecchi danni. L'area interessata riguarda circa 500 metri quadrati, così ci ha confermato pochi istanti fa uno appunto dei dirigenti dello stabilimento. Parliamo di imballaggi che tutti conosciamo, quindi imballaggi per le capsule del caffè, per intenderci, perché nell'altro capannone, questo alle mie spalle, invece c'è la parte produttiva, la parte del confezionamento Segafredo Zanetti e gli uffici amministrativi, che va detto, questo per non creare allarmismo, che non sono stati intaccati. Comunque lo vedete, ci sono anche i dipendenti della Segafredo Zanetti all'esterno per ragioni di cautela e di sicurezza, chiaramente, però ripeto, non è stato intaccato, non è stata intaccata la parte né quella del confezionamento. Sul posto la vedete qui con me, la saluto e la ringrazio, la sindaca di Casale sul Sile, Stefania Golisciani. Golisciani, ecco, lei si è precipitata, com'è la situazione? Mi pare tutto sommato sotto controllo. Sì, mi sembra che la situazione sia sotto controllo. Fortunatamente sono arrivati subito i vigili del fuoco, ci sono anche i carabinieri e la polizia locale, quindi siamo arrivati subito e mi sembra che ormai insomma sia domato l'incendio. I pennacchi che vediamo sono il vapore acqua, come mi hanno spiegato, e quindi insomma sembra che sia tutto sotto controllo. Prudenzialmente comunque ho consigliato ai cittadini di tenere le finestre chiuse e di restare in casa per ora, però stiamo aspettando indicazioni dall'ARPAV da parte dei vigili del fuoco, ma mi dicono che la situazione è abbastanza tranquilla, anche perché per lo più si trattava di cartoni, quindi è andata bene. È andata bene, quindi adesso si può sorridere dopo una mattinata di allerta sostanzialmente. Sì, è stata abbastanza concitata come mattinata, però giustamente, comprensibilmente ci sono delle famiglie che sono preoccupate, anche perché a pochi metri c'è anche una scuola, però siamo passati anche lì, abbiamo detto insomma di tenere chiusi, i bambini in ricreazione sono stati tenuti dentro, quindi, e poi come dicevo fortunatamente si tratta di un incendio abbastanza limitato e con materiale che comunque non è particolarmente tossico, quindi insomma siamo abbastanza tranquilli. Le analisi dell'ARPAV dovrebbero arrivare quindi in giornata, come spesso accade in questi casi. Sì, io infatti sto inseguendo l'ingegnere dei vigili del fuoco per avere subito delle indicazioni in modo da poter tranquillizzare la cittadinanza. Grazie Sindaco. Ecco Francesca, come vedi gli operatori, i vigili del fuoco sono al... Tra l'altro dopo anche una nottata che li aveva visti impegnati sul fronte di un altro incendio che probabilmente avrai già raccontato qui vicino a Casieri, in questo caso a essere coinvolta è stata una famiglia di filippini, accanto ai vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri. Ovviamente si stanno facendo tutte le indagini del caso. È partito il principio di incendio, però al momento non ho altri aggiornamenti, come vedi preoccupazione, ma poi appunto si attendono soltanto queste analisi dell'ARPAV. Quindi con Simone Merlo ti restituirei la linea. Buona giornata. Grazie davvero a Cristian Arboit, a Simone Merlo. Se dovessero esserci naturalmente degli aggiornamenti anche per darli in tempo reale ai cittadini di Casale sul Sile, richiedici la linea in qualsiasi momento, Cristian. E adesso restiamo a Treviso. Ha rubato 2.000 euro dal borsello del marito di una paziente che stava partorendo, identificata e denunciata un'ostetrica cinquantenne, le indagini della squadra mobile.
Ha approfittato del momento più bello per una coppia, la nascita di un figlio. L'emozione e la naturale disattenzione del marito che stava assistendo la moglie partoriente nella sala travaglio dell'ospedale Cafoncello sono stati gli ingredienti che hanno portato un'ostetrica a rubare 2.000 euro dal borsello dell'uomo. Nei guai è finita una cinquantenne dipendente da più di 10 anni dell'ULSS 2 che è stata denunciata per furto pluriaggravato. Per fortuna è un caso isolatissimo, le mele marce esistono, ma quello che è importante è che sia stata segnalata dagli operatori e sia stata sostanzialmente isolata. Secondo le indagini della squadra mobile, quella notte l'ostetrica aveva invitato l'uomo a riporre nel bagno della sala travaglio il borsone della moglie contenente i vestitini del nascituro e nella circostanza lo aveva altresì inspiegabilmente invitato a riporre anche il suo borsello personale, nel quale poi un collega l'aveva sorpresa a controllare all'interno mentre dava le spalle al legittimo proprietario. Per ora nessun provvedimento da parte dell'ULSS. Nel momento in cui fosse chiaramente colpevole e quindi avessimo ovviamente una sentenza rispetto a questo da parte della magistratura, noi abbiamo l'obbligo di sospensione o addirittura licenziamento della persona. La donna intanto nega tutto, ma nei giorni scorsi è stata convocata in questura per la notifica dell'avviso conclusione delle indagini preliminari emesso nei suoi confronti dalla locale procura della Repubblica. Intanto il direttore generale lancia un appello in ospedale, dice possono entrare tutti. Noi ai ricoverati, le persone sono ricoverate, consegniamo appunto un contenitore dove questo può depositare tutti i suoi effetti personali, quindi dall'anello all'orologio eccetera eccetera, in modo da evitare che qualcuno non li sottragga al legittimo proprietario. E sempre la squadra mobile di Treviso ha individuato e denunciato per furto pluriaggravato un 54enne residente nel Veronese. L'uomo si sarebbe reso responsabile di un furto con la cosiddetta tecnica dell'abbraccio a danno di un 70enne avvicinato dall'uomo che si era finto infermiere e una volta conquistata la fiducia dell'uomo, col pretesto di misurargli il battito cardiaco, gli ha toccato il polso, il collo, riuscendo a portargli via il braccialetto e una collana in oro. L'identificazione del responsabile è stata resa possibile grazie all'attività di un agente della squadra mobile libero da servizio che, vedendo da lontano un uomo che saliva a bordo di un'auto arrivata nei pressi del luogo dove si era appena consumato il furto, aveva preso il numero di targa. I successivi accertamenti hanno permesso di capire che quel veicolo era in uso ad un soggetto che era già stato arrestato alcuni mesi prima perché questa volta si era finto fisioterapista e aveva avvicinato un 90enne nei pressi di un cimitero e anche in quel caso gli aveva strappato la collana in oro. Il 54enne, riconosciuto dall'operatore di polizia che lo aveva visto subito dopo il furto, era stato poi riconosciuto anche dalla vittima e per l'uomo, come detto, è scattata la denuncia. Trovato in possesso di una carta di credito rubata, pregiudicato, arrestato dalla polizia. Siamo a Vicenza. Si aggirava con fare sospetto nel piazzale vicino Campomarzo. L'intervento delle volanti della questura su segnalazione dei residenti ha portato all'arresto di un 26enne nigeriano. Dopo averlo perquisito, lo hanno trovato con addosso una carta di credito rubata qualche giorno fa. Alla domanda dei poliziotti sulla provenienza della carta di credito non ha saputo fornire valide ragioni che ne giustificassero il possesso. In ragione dei precedenti emersi a suo carico è stato arrestato con l'accusa di indebito utilizzo di carte di credito e al termine degli atti di polizia giudiziaria ristretto presso le camere di sicurezza della questura di Vicenza in attesa della celebrazione dell'udienza di convalida avanti al giudice delle indagini preliminari che ha in seguito convalidato l'arresto. Prima di andare in pubblicità saluto la dottoressa Amalia Manzan, direttore del SERD dell'USL 1 Belluno Dolomiti. Buongiorno dottoressa, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi dell'invito. E allora insieme alla dottoressa faremo un quadro della situazione delle dipendenze. Spesso si parla di un aumento di casi seguiti dal SERD anche legati al periodo difficile che abbiamo vissuto con la pandemia, alla crisi economica adesso. Cercheremo di capire con la dottoressa qual è la situazione, ma poi parleremo anche di una bellissima iniziativa legata ad una canzone che può diventare una terapia contro le dipendenze. Tutto questo subito dopo qualche istante di pubblicità. Rieccoci in diretta, l'avevo presentata prima della pubblicità, la saluto nuovamente, la dottoressa Amalia Manzan, direttore del SERD, dell'USL 1 Belluno Dolomiti. Buongiorno nuovamente dottoressa, grazie per essere con noi. Buongiorno. Allora, Buongiorno. Innanzitutto le chiedo di farci il quadro della situazione per quanto riguarda il servizio delle dipendenze dell'USL 1 e capire se rispetto agli anni pre-pandemia avete notato numeri in aumento, ma anche un cambiamento nelle dipendenze e anche nel, mi passi il termine, identikit di chi diventa vittima di dipendenza. Sì, sicuramente la pandemia ha creato una diminuzione dell'utilizzo delle droghe da strada, soprattutto nel periodo del lockdown, perché c'era appunto una diminuzione della mobilità. Però questo non vuol dire che le persone non siano ricorse a delle sostanze per cercare di lenire una situazione che era sicuramente complicata. E c'è stato un aumento dell'utilizzo dell'alcol e anche dei farmaci, usati non in modo strettamente terapeutico, prescritto, soprattutto da parte di persone che avevano delle difficoltà nell'ambito delle dipendenze. Con la riapertura e nel 2021 e attualmente abbiamo visto un aumento di nuovi accessi che hanno però alcune differenze rispetto alle situazioni precedenti, nel senso che sono sicuramente persone anche più giovani con una complessità maggiore, magari con una compromissione con le sostanze minore, ma una complessità psichica di sofferenza maggiore, naturalmente legate all'isolamento, al periodo che ha aumentato la marginalizzazione e anche molto alla preoccupazione e all'incertezza per il futuro. Cioè rifugiarsi nell'alcol, nelle medicine diventava un modo per non pensare alla situazione che si stava affrontando. In un certo senso sì, certo, trovare un po' un lenimento ad alcune situazioni pressanti e di sofferenza. Abbiamo parlato spesso in questi spazi, soprattutto nel primo periodo della pandemia, della dipendenza dei più giovani per forme nuove, chiamiamole così, pensiamo ai videogiochi, a tutto quello che è tecnologico. Probabilmente non siamo ai livelli della dipendenza perché non si vede poi una conseguenza sul fisico, sulla salute della persona, però è un problema che probabilmente va preso in considerazione anche perché poi è difficile per quei ragazzi uscirne da quel tunnel, mi permetta forse l'esagerazione, ma in qualche modo insomma per chi è genitore questo lo nota. Ma sicuramente internet, la tecnologia anche nei periodi del lockdown è stata molto utilizzata e è stata per alcuni aspetti anche sdoganata e è un modo in cui l'isolamento trova una realizzazione, ecco, perché spesso poi il legame con i media è legato anche tanto a un aspetto di isolamento, per cui le relazioni sono tutte mediate, no? Questo è un aspetto che abbiamo visto. Ecco, diceva prima che l'età si è abbassata, quindi per tornare a quel identikit del paziente che poi si rivolge ai vostri servizi, di chi si tratta, che persone sono, uomini, donne, l'età, anche l'estrazione sociale, cioè anche perché abbiamo parlato spesso che purtroppo la pandemia e quelle che sono anche le conseguenze psicofisiche ha coinvolto tutta la società.
Sì, sicuramente, e infatti non c'è un identikit o una prevalenza. Se vogliamo, quello che ci preoccupa maggiormente sono, per fortuna, numeri molto contenuti, però di giovani e giovanissimi che si approcciano ai nostri servizi, ai servizi dell'ULSS per un disagio che può essere poi manifestato in tanti modi diversi. E uno di questi naturalmente è l'utilizzo anche di sostanze. E allora veniamo a questa canzone, Verso casa, il frutto di un laboratorio. E io ho parlato della canzone della musica che diventa terapia. È un laboratorio tenuto dal musicoterapeuta Marco Anzovino ed era proprio l'obiettivo quello di creare un gruppo che attraverso l'arte e l'aggregazione potesse permettere a queste persone di raccontarsi e di raccontare. Io farei sentire un attimo, proprio pochi secondi della canzone e poi cerchiamo di capire, dottoressa, come si è arrivati a questo. Io te davanti a un film in bianco e nero, tra le mani un barattolo di pioggia e negli occhi c'è un domani in Technicolor. Riparare goccia a goccia, scatole di libri da disfare e scarpe rotte color blu. L'orizzonte non ha età, resta questo tempo. Lo so, nulla è stato facile tra noi, come stare chiusi dentro un loop. Quando le mani tremano nel buio, neanche l'amore può bastare più. Dottoressa, come si è arrivati a questa canzone? È un laboratorio che serve per far uscire in modo diverso quello che si ha dentro. Sì, sicuramente questo è uno dei laboratori che sono stati proposti quest'anno e anche l'anno scorso per un gruppo di utenti dei servizi del CERT, proprio per combattere la marginalizzazione, l'isolamento sociale e dare la possibilità di recuperare alcune capacità, qualità, emozioni che i ragazzi hanno. Quindi è un percorso è stato fatto in continuità con esperienze anche precedenti e fa parte di altre attività che prevedono delle escursioni nel territorio, delle escursioni guidate e 2 laboratori, uno di scrittura creativa e uno di espressione artistica, che hanno dato anche origine a una mostra che si è tenuta a Feltre quest'estate, proprio per permettere l'espressione, l'utilizzo, la messa in comune delle capacità, delle qualità e anche naturalmente di riscoprirle e di valorizzarle. E quindi è nata questa canzone che mi commuove ancora adesso, dopo averla sentita tante volte, perché veramente... Una canzone scritta proprio da queste persone, da queste donne e uomini, ed anche lo spirito di collaborazione che ha permesso di far esprimere ad ognuno anche la propria arte nascosta. Assolutamente, scritta, cantata e suonata, nel senso che le persone che vediamo sono loro che hanno fatto tutto il lavoro, con l'aiuto naturalmente di Marco Anzovino. E allora sentiamo proprio doveva essere qui con noi, non è stato possibile per impegni precedenti, ma allora ci ha inviato un video in cui così sintetizza quello che è questo progetto. Allora sentiamo le parole del musicoterapeuta Marco Anzovino. Portare il linguaggio della canzone all'interno del servizio per le dipendenze di Feltre è stata un'esperienza davvero entusiasmante, dove un gruppo di persone si è totalmente coinvolta in questi pomeriggi immersi nella creatività, nella ricerca di parole, di suoni
nella scoperta della voce, ma soprattutto nella scoperta di emozioni e di bellezza che loro avevano dentro e non sapevano di avere. Per qualcuno è stata anche la possibilità di riscoprire abilità musicali che c'erano, sono tornati a suonare la chitarra, c'è un bellissimo sassofono in questa canzone e questo mi ha dato molta gioia, perché ho visto la loro gioia, la loro soddisfazione. Verso casa non è solo una canzone, ma anche un'indicazione di cambiamento, un'inversione di rotta, di un nuovo tragitto, di un nuovo percorso che loro stanno vivendo in questa fase della loro vita, accompagnati dalle mie colleghe straordinarie del CERT. Dottoressa, questo cammino verso casa, perché è possibile uscire dalla dipendenza? Assolutamente, è un percorso lungo, complicato, però prevede ed è possibile un miglioramento sostanziale della vita. E questo ritrovare in se stessi dell'arte, un'arte nascosta, questo fare dell'arte uno strumento di terapia, perché spesso c'è la difficoltà di raccontarsi, anche per chi decide di affrontare questo percorso e quindi di rivolgersi ai vostri servizi, ma non è così collegato il fatto di rivolgersi al CERD e di ammettere di avere un problema e di tirare fuori quello che che è alla base del problema stesso. Sì, certamente ci sono proprio questi due aspetti. Uno, la difficoltà a rivolgersi al servizio e lo scopo anche di questa canzone, di questo video, è proprio quello anche di togliere, di combattere lo stigma che spesso riguarda i nostri servizi e le persone che si rivolgono a noi. L'altra cosa riguardo al significato terapeutico di queste attività è evidente, no? È evidente. Soprattutto perché permette di aumentare le capacità, le competenze che sono una delle cose migliori per contrastare il disagio, la difficoltà, la sofferenza. Tra l'altro le sostanze hanno a che fare con le aree del piacere, da un punto di vista anche neurologico. Sicuramente sperimentare, creare, trovare degli altri modi di stare bene è l'antidoto migliore, è la terapia migliore. Dottoressa, grazie davvero per averci raccontato di questa bella iniziativa, e quando avrete altri progetti noi siamo qui a disposizione per raccontarli insieme. Grazie davvero alla dottoressa Amalia Manzan, direttore del CERD dell'ULSS 1 Belluno Dolomiti. Grazie ancora dottoressa e buon lavoro, a presto. Arrivederci, buon lavoro. Grazie, adesso vado subito a Padova perché la nostra Valentina Visentin ha seguito un vertice probabilmente ancora in corso in prefettura, presenti il sindaco, il questore, il prefetto, sul tavolo delle iniziative congiunte in tema di sicurezza integrata. Buongiorno Valentina. Buongiorno Francesca, si è appena concluso proprio pochi minuti fa il vertice in prefettura. Il prefetto di Padova Raffaele Grassi insieme al sindaco Sergio Giordani e al questore Antonio Sbordone hanno annunciato un'importante iniziativa che riguarda una delle zone più critiche della città in tema di sicurezza. Stiamo parlando di Piazza Gasparotto. Molte volte nei nostri servizi vi avevamo raccontato le situazioni di non solo di spaccio ma anche di forte marginalità, con persone che dormono all'addiaccio, stendono i panni nella piazza, rendendo insomma difficile la convivenza con gli uffici e le abitazioni che ci sono in questo luogo di Padova. Ebbene, il prefetto ha annunciato che da metà gennaio verrà aperto in Piazza Gasparotto un posto di polizia fisso. Si tratta di poliziotti di quartiere che avranno sede all'interno degli uffici dei servizi sociali che si trovano in Piazza Gasparotto, e quindi ci saranno, turneranno una decina di poliziotti di quartiere guidati da un ispettore in questi uffici per monitorare quanto accade nella zona e intervenire se necessario. Una decina, dicevamo, i poliziotti di quartiere dal lunedì al venerdì dalle 8 del mattino alle 20 di sera saranno stabilmente in Piazza Gasparotto, appoggiandosi dunque, lavorando di concerto con i servizi
sociali, ma anche fornendo un appoggio alle volanti della questura o delle altre forze dell'ordine o della polizia locale. Un'iniziativa che vuole andare incontro soprattutto alla risoluzione di quelle che sono le questioni non solo di spaccio, ma di forte marginalità dovuta alla presenza appunto dei senza tetto che stazionano sotto gli androni di questa piazza. Un progetto necessario e realizzato, un'iniziativa realizzata in poco tempo, che ha visto subito concordi sia il sindaco, il prefetto che il questore. Il sindaco l'ha definito un progetto pilota perché proprio vuole risolvere questa situazione, ma ci racconta tutta l'iniziativa il questore Antonio Sbordone, che abbiamo appena intervistato. Un posto di polizia in piazza Gasparotto, non si tratta di militarizzare la zona, ma di affrontare tutte le marginalità che vi sussistono. Sì, io insisto sul concetto che è rappresentato anche dalle modalità con cui questo servizio lo stiamo avviando, cioè con poliziotti che sono poliziotti di quartiere, cioè quelli che fanno la polizia di prossimità e che adesso stanno in un ufficio della questura e che verranno trasferiti in piazza Gasparotto perché hanno una formazione, una tendenza, una mission particolare che è fatta di dialogo e appunto di interazione con la comunità, e la sede che è quella dei servizi sociali del comune. Vogliamo essere insieme ai servizi sociali, insieme alle associazioni, per fare qualcosa che non è certamente militarizzare il territorio, e lavorare insieme per cercare di farlo crescere, di renderlo più sereno, più vitale quel territorio. Queste le parole del questore Antonio Sbordone, proprio registrate pochi minuti fa al termine dell'incontro, del vertice in prefettura. Soddisfatto anche il prefetto, che ha detto dovevamo intervenire per risolvere questa situazione, un'iniziativa che potrebbe coinvolgere anche la vicina Piazza De Gasperi, per coinvolgere appunto anche le associazioni che ci sono in queste due piazze. A tal proposito l'assessore al sociale Margherita Colonnello ha annunciato che sono stati vinti dal Comune di Padova 25.000 euro in un bando proprio per finanziare per il prossimo anno delle iniziative culturali per rivitalizzare queste due piazze e strapparle dal degrado. Dunque l'appuntamento è a metà gennaio, quando verranno appunto aperti gli uffici del posto di polizia con i poliziotti di quartiere in piazza Gasparotto. E da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina Visentin. Questo è un progetto che va oltre al controllo del territorio, alla sicurezza, ma che si pone anche un obiettivo sociale molto importante. Ce lo ha raccontato bene la nostra collega. Adesso continuiamo con la cronaca, con la storia di una donna che dopo anni di maltrattamenti ha deciso di denunciare il marito, ma si è dovuta rivolgere ad un'associazione per avere supporto. È cominciato con anni di terrore e manipolazione. Io ho sempre pensato di poterlo cambiare e quindi ho sempre cercato di assecondarlo. Una storia che dura da 14 anni, quella che in questo servizio chiameremo con il nome di Maria, che ha sporto denuncia ai carabinieri per i maltrattamenti subiti. Mi picchiava, diciamo che ha cominciato chiudendomi in stanze e sbattendomi contro il muro, eccetera, eccetera. Poi negli ultimi 3 anni è proprio peggiorata con proprio schiaffi, pugni, testate, mi ha chiuso il braccio nel cofano della macchina con fatti molto più gravi. Vorrebbe ricominciare Maria, che ha chiesto l'aiuto di un'associazione, ma gli ostacoli sembrano essere molti. Abbiamo un caso di una ragazza che sta subendo violenza da anni, abbiamo un codice rosso attivato, ma che inspiegabilmente viene bloccato da un imbuto che non capiamo a che livello sia. Quindi la ragazza sta venendo vessata in continuazione da un marito che si è trasformato in uno stalker. Ci sono delle minacce audiovisive, c'è l'intervento della forza dell'ordine che però sembra che non portino a nulla.
I figli della coppia sono stati affidati momentaneamente al padre perché la donna è scappata di casa in preda alla paura, ma la preoccupazione per come andrà a finire si tocca con mano. E dopo 1 mese e mezzo è dovuta scappare, consigliata anche dalle forze dell'ordine, quindi questo procedimento che adesso sembra che le si ritorca contro è stato consigliato dalle forze dell'ordine, si prenda un bread and breakfast e se ne vada. Quindi lei ha fatto semplicemente quello che le è stato detto di fare per salvarsi la vita. Adesso questa cosa, il fatto che i figli siano ancora con il padre, è inspiegabile. Restiamo a Treviso con il vertice ieri in prefettura con la presentazione del rapporto Moressa sull'economia dell'immigrazione. Si è parlato di lavoro nero, sfruttamento della manodopera, ma è emerso anche il rischio agrimafia sulle colline del Prosecco. Il rapporto agromafia si cita la provincia di Treviso per la zona del Val d'Obbiadene, però questo non significa che tutta la zona è infestata dal fenomeno del caporalato. Ci sono state delle evidenze dei casi in agricoltura che sono stati prontamente repressi dalle forze di polizia. Il fenomeno esiste ma è monitorato, assicura il prefetto di Treviso nel giorno in cui la Fondazione Moressa presenta i dati sull'economia dell'immigrazione. I colli del Prosecco in Veneto sono quelli a maggiore rischio illegalità, con la zona di San Bonifacio nel Veronese. Il report Agrimafie 2022 li cita espressamente, accanto ad Amantea in Calabria, patria delle cipolle di Tropea, e Cassabile, la zona siciliana dove si coltivano patate e fragole. Questo non toglie che possono verificarsi in altre zone della provincia o in altre province o in altre regioni, ovviamente del nord Italia. Lavoro nero e sfruttamento della manodopera riguardano però anche altri comparti. Illegale spesso è l'intera attività d'impresa. Mi sembra che sia più diffuso quello dei laboratori tessili, dove anche prosperano, si fa per dire, le imprese cosiddette apri e chiudi. Sono fenomeni molto gravi, in primis perché ledono la dignità della persona che viene sfruttata, e poi perché alterano la concorrenza sul mercato. Quindi occorre, là dove ci si accorge del fenomeno, denunciare, e da parte delle istituzioni aumentare le forme di sorveglianza. Diamo uno sguardo al sito dei giornali nazionali. Siamo sul Corriere della Sera, che riporta la notizia dell'epilogo tragico dell'Eurofighter in addestramento. Durante un volo di addestramento era a pochi chilometri dall'aeroporto militare di Trapani, si erano perse le tracce, l'aereo era precipitato, si cercava il pilota ed è stato trovato il corpo senza vita appunto del pilota. E sul sito di Repubblica c'è anche un'ipotesi legata all'inchiesta adesso in corso dell'aeronautica, dove si ipotizza che il pilota sia rimasto ai comandi, eccolo qui, fino all'ultimo, per evitare l'impatto sulle zone abitate. Naturalmente ora spetterà all'inchiesta dell'aeronautica far luce su questa tragedia di questo Eurofighter che era di stanza al 37esimo stormo appunto di Birgi. E sempre dal sito di Repubblica.it c'è la bocciatura per parte della manovra italiana, bocciatura che arriva dalla Commissione europea, promuove appunto parzialmente l'impianto della manovra previsto dal governo con il documento programmatico di bilancio, ma solleva critiche sul mancato rispetto degli obiettivi di progresso fiscale, a partire dai miglioramenti in tema di lotta all'evasione e accelerazione sul fronte dei pagamenti digitali. Dunque insomma una parziale bocciatura o promozione, dipende come la si vuole vedere, da parte della Commissione europea per quanto riguarda la manovra italiana. E adesso
E a proposito di manovra, oggi in tutto il Veneto disagi e pressidi contro la finanziaria del governo da parte della CGIL, diversi disagi come detto dalle scuole alla raccolta dei rifiuti per arrivare poi ai servizi sanitari, presidio a Mestre dove c'è la nostra Anna Maria Parisi insieme a Sandro Ponchio. Buongiorno. Buongiorno, eccoci da Mestre, dal centro della città, accanto al palazzo del municipio per il presidio che si tiene da questa mattina alle 9:30 dei lavoratori in sciopero generale un po' di tutti i settori, perché per protestare contro la finanziaria di governo. Con me tanti i lavoratori che stanno presidiando per far valere le loro ragioni della protesta di cui ci parla nel dettaglio Ugo Agiollo, segretario generale della Camera del Lavoro. Buongiorno Agiollo. Buongiorno a tutti. Innanzitutto quali sono i lavoratori in sciopero? Perché abbiamo visto che oggi la città è quasi mezza paralizzata per via del traffico. I lavoratori in sciopero sono quelli di quasi tutte le categorie, tranne quelli che non potevano scioperare per motivi legati alla legge sulla regolamentazione. Tra cui i bancari, dicevamo. No? Tra cui i bancari, ma alcuni settori dei trasporti, alcuni settori del pubblico impiego, c'erano delle categorie che erano esentate. Quali le ragioni di questo sciopero? Nel dettaglio si protesta per questione del reddito di cittadinanza, motivi sanitari. Vogliamo un po' elencare che cosa non va di questa manovra a vostro avviso? Diciamo che di questa manovra non va praticamente nulla. È una manovra che secondo noi non dà risposte al lavoro, non dà risposte ai salari, non dà risposte ai giovani, non dà risposte ai pensionati, dà semplicemente risposte ad una classe sociale che è fatta in tanti casi di elusori ed evasori. E quindi la questione nel dettaglio, andiamo con la questione sanitaria, che cosa reclamate, che cosa si chiede? Sulla questione sanitaria ci sono almeno due questioni. Uno, il finanziamento del sistema sanitario nazionale che viene come al solito penalizzato e quindi potrà dare meno risposte. Chiedevamo un progetto straordinario per le assunzioni e chiedevamo anche lo stanziamento per quanto riguarda il rinnovo dei contratti pubblici. Vorrei ricordare non solo della sanità ma di tutti i lavoratori pubblici, sia dei settori della sanità, degli enti locali, degli statali e soprattutto dell'educazione e della scuola. Esatto, perché abbiamo visto come nel contesto ospedaliero, ad esempio, per la migrazione di tanti medici nei vari reparti delle strutture sanitarie si supplisce alla chiamata a gettone di altrettanti medici. Ma questo è un fenomeno che ha a che fare con due cose fondamentali. Uno, il fatto che i professionisti, tutti, non solo i medici, sono sottopagati nel pubblico, e dall'altro il fatto che da anni, in particolare in questa regione, si sta tentando in tutte le maniere, da un lato di scaricare sulle famiglie il costo dei servizi e dall'altro di dare sempre più pezzi all'imprenditoria privata. Giovani e precariato e questione voucher, com'è la situazione? Noi da anni stiamo dicendo che questo Paese sta morendo di precarietà. Precarietà nel lavoro e quindi anche precarietà nel costruirsi una vita per il futuro. La risposta che questo governo dà è invece la reintroduzione di una norma vergognosa quale sono i voucher in agricoltura, nel commercio, nel turismo, che incentiveranno ulteriore precarietà, oltre a chiaramente strizzare l'occhio a coloro che vorranno non pagare i contributi previdenziali e assistenziali. E inoltre questione pensioni con una rivalutazione delle stesse che è d'obbligo. Noi avevamo fatto... Quella che c'è non basta. Il problema non è che quella che non c'è non basta. Noi avevamo fatto degli accordi con i governi precedenti per una rivalutazione
a oltre 10 anni da quelle precedenti delle pensioni. Il governo decide invece di tagliare questa rivalutazione, di tagliarla per 3,7 miliardi di euro per fare che cosa? Per incentivare altre situazioni quali saranno quelle delle minori entrate per quanto riguarda da un lato le detassazioni delle rendite finanziarie e dall'altro il tema dell'aumento della flat tax ai lavoratori autonomi, non alle partite IVA che magari fanno difficoltà a arrivare a fine mese, ma a chi già un reddito importante ce l'aveva. Ecco, io nel frattempo vedo che ci sono ancora tanti i lavoratori qui in questo presidio pacifico e molto organizzato. Volevo sentire anche qualcuno tra loro, ad esempio, buongiorno, tanto resti qua Ugo Agiollo, stiamo dando le... Da dove viene lei? Buongiorno, che lavoro fa? Io sono metalmeccanico, lavoro per un'azienda in appalto che fa manutenzione all'interno della raffineria di Venezia, qui a Porto Marghera. E la situazione per quanto vi riguarda com'è? Per quanto ci riguarda noi siamo sempre in sospeso ad ogni rinnovo del contratto generico, qui la raffineria la fa ogni 3-5 anni, fa rinnovo, quindi ogni volta entra un'azienda nuova e noi siamo sempre in bilico se essere assunti oppure no dall'azienda che entra. Insomma, si vive sempre lottando contro il precariato, è difficile? Assolutamente, sicuramente perché ad ogni rinnovo c'è la perdita del contratto salariale, c'è la perdita di diritti per quanto riguarda le minime cose acquisite, quindi ogni volta sempre da dover lottare, sempre da dover contrattare la cosa più normale. Così non ti puoi neanche organizzare la vita, no? Nelle cose anche più semplici, insomma, perché comunque bisogna fare musina se si riesce, mettere da parte. Esatto, se si riesce. Se si riesce. Come si chiama lei? Io, Vladimiro. Allora, con Vladimiro chiudiamo questo collegamento ringraziando anche Ugo Agiollo che è stato con noi. La linea può tornare allo studio da Mestre. È tutto. Grazie davvero ad Anna Maria Parisi. Questa sera faremo un tour tra tutte le manifestazioni che ci sono state in Veneto oggi, presidio anche davanti all'ospedale Cafoncello di Treviso. Parliamo della malattia del legionario perché all'ospedale vicentino San Bortolo vengono mediamente scoperti 2-3 casi al mese di questo particolare tipo di polmonite che diventa letale per le persone fragili. La concentrazione di contagi però nel quartiere Laghetto ha allarmato la popolazione anziana. Allarme legionella al quartiere Laghetto? Una signora di 75 anni infettata dal batterio della malattia del legionario e deceduta la scorsa settimana, soffrendo peraltro di diverse patologie, ha risieduto nello stesso immobile Ater del quartiere dove ad ottobre un altro uomo era stato infettato. I casi potrebbero anche essere di più. Immediati sono scattati i controlli dell'Usberica. Sono intanto decessi in via di accertamento, anche perché ricordo si tratta di persone con varie patologie, per cui stiamo un po' verificando prima di emanare un bollettino ufficiale. Nessun allarme ufficiale dunque, ma la paura si è diffusa immediatamente in un quartiere molto popolato da persone anziane. Non c'è un cluster, ma si tratta di casi sporadici. Mi rivolgo alla popolazione del quartiere di Laghetto. Per quanto riguarda l'acqua della condotta comunale non ci sono problemi, perché come ho detto ha una temperatura e ha un trattamento tale che impediscono assolutamente la proliferazione di un germe come la legionella. Altro elemento per essere tranquilli è che la legionella non si prende bevendo l'acqua o stando a contatto vicino a una persona ammalata, ma solo inalando particelle che vengono eventualmente da impianti da controllare. E proprio i controlli sono quelli che sono ancora in corso, sia attraverso i sanitari del SISP, sia con i tecnici dell'Ater. L'ulteriore elemento è che con l'amministrazione comunale stiamo operando tutti i controlli possibili. Avremo già i primi risultati i prossimi giorni e sarà nostra premura eventualmente informarvi e contattarvi se ci saranno problemi.
Parliamo di sanità, una nuova speranza arriva dall'ospedale di Padova. Per i pazienti sono 6.000 circa in Italia che attendono un nuovo rene. Il 1° novembre infatti è stato eseguito un eccezionale trapianto di rene su una donna di 43 anni che presentava un'alta possibilità di rigetto perché già trapiantata con l'utilizzo per la prima volta in Italia di un farmaco autorizzato il 7 dicembre da AIFA che a novembre era stato utilizzato, che a novembre ha ottenuto il parere favorevole all'impiego dal Comitato Etico dell'azienda ospedaliera. Sono solo 8 i casi di utilizzo di questo medicinale in tutta Europa. Il trapianto è stato eseguito dall'unità complessa di chirurgia dei trapianti di rene e pancreas grazie ad un grande lavoro di equipe. La paziente che adesso sentiremo, pensate, aspettava il rene da ben 13 anni. Allora sentiamo le parole di Mihaela. Io ho trovato la vita per non so quante volte, 5 volte in questo caso, che non credeva nessuno che succedeva una cosa del genere, però è successa. Mi è stato fatto un regalo grandissimo che io una settimana prima avevo fatto compleanno e una settimana dopo mi hanno chiamato per questo angelo custode che mi ha voluto ridonare la vita. Ascolti, lei è dal 2000 che lotta con il suo problema, che ha iniziato la dialisi, un primo trapianto e poi dialisi ancora per un incidente sul lavoro. Sì, primo trapianto, io ho cominciato il 13 marzo 2000 la dialisi, ovviamente andando in coma che non lo accettavo, poi ho fatto un trapianto in 2003, 2 luglio 2003 e purtroppo è andato male e ho ricominciato il 24 gennaio 2009 a fare di nuovo la dialisi. Lei però ha fatto una vita normale, ha avuto anche una bellissima bambina. Sì, e c'è un angelo, la mia vita è tutta lì in lei, è lei che mi dà la speranza. Lei che mi dice sempre: mamma, tu sei super mamma, tu sei il speciale. Che cosa ha pensato quando si è svegliata dopo l'intervento? La mia bambina è il mio angelo che mi ha ridato la vita. Che la mia figlia mi dà la forza, il donatore mi ha ridato la vita. Continuiamo a parlare di traguardi raggiunti nella sanità del Veneto con il traguardo dei 100 interventi in un anno raggiunti dalla chirurgia robotica dell'ospedale di Campo San Piero. 100 interventi dall'inizio dell'anno a poca distanza dal 21° compleanno della chirurgia robotica dell'ospedale di Campo San Piero. È un traguardo nel traguardo, quello dell'equipe diretta da Emilio Morpurgo, che nel corso dell'operazione numero 100 del 2022 ha salvato la vita a una donna arrivata in pronto soccorso in shock emorragico con abbondante e improvviso vomito di sangue. Una volta stabilizzata, l'equipe ha potuto operare integrando in tempo reale le immagini chirurgiche con quelle endoscopiche per rimuovere una rara e grossolana neoformazione sanguinante dello stomaco con una tecnica minimamente invasiva. Un lavoro di squadra che ha visto un approccio multidisciplinare e multiprofessionale. E sul fronte della salute arriva una notizia che certo non ci fa dormire sonni tranquilli, la leggiamo dal sito di Repubblica. Influenza del cammello, sintomi e letalità del virus portato dai tifosi di rientro dal Qatar. Si chiama influenza del cammello e anche se oggi è legata, leggiamo nell'articolo, ai turisti che rientrano dai mondiali in Qatar, non è nuova ma è micidiale, in certi casi anche più del Covid. L'allarme è stato lanciato dalle autorità sanitarie della Gran Bretagna che hanno messo in guardia persone e medici dal virus, ma la malattia sta arrivando anche in Italia proprio a causa del ritorno dei tifosi che stanno assistendo alle partite in Qatar. Si tratta di un'infezione che colpisce le vie respiratorie e appartiene alla famiglia, guarda caso, del coronavirus come quella del Covid. La malattia si conosce in Italia già dal 2012 ed è una forma virale che passa dai cammelli all'uomo. Gli infetti, quando la malattia degenera, accusano problemi gastrointestinali e insufficienza renale. Il contagio avviene stando a stretto contatto dei cammelli, ma anche consumando alimenti derivanti da questi animali, come ad esempio il latte.
E questo dunque un nuovo allarme che arriva dalla Società Sanitaria Internazionale. Abbiamo detto è un virus molto pericoloso e letale. Stando ai numeri della Health Security Agency del Regno Unito, 1/3 degli infetti muore a causa delle complicazioni. Dunque, come detto, più letale del Covid. Ieri sera a Ring ospite il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, che nel pomeriggio aveva celebrato la messa di Santa Lucia che Antenna 3 ha seguito interamente in diretta. Durante Ring il patriarca ha parlato proprio della sua omelia durante la messa, ma ha parlato anche di giovani, di questo Natale segnato dalla crisi economica e da una guerra nel cuore dell'Europa, ma poi è intervenuto anche sul tema dell'autonomia. Sentiamo che cosa ci ha detto. L'autonomia è qualcosa che appartiene alla sanità di un organismo, di una persona, di una comunità. L'autonomia vuol dire cogliersi con delle capacità e delle proprietà che devono essere vissute, che devono essere offerte anche agli altri. Autonomia per me vuol dire solidarietà e sussidiarietà. L'autonomia è qualcosa che riguarda la persona, che riguarda le famiglie, che riguarda i corpi intermedi. Dal punto di vista politico la nostra Costituzione parla di un'autonomia all'interno certamente del principio dell'unità nazionale. L'unità nazionale, una forte autonomia risulta rafforzata. L'autonomia che sa guardare a un'unità nazionale è un'autonomia che dà il meglio di se stesso. Il governatore Zaia ieri in Consiglio regionale per discutere del bilancio, una manovra, la definiscono le opposizioni, insoddisfacente e inadeguata. Cosa che fa? Il Consiglio regionale sta lavorando alla manovra di bilancio 2023, una manovra che le opposizioni definiscono insoddisfacente e inadeguata rispetto alle esigenze attuali del Veneto. Siamo tornati a chiedere interventi prima di tutto per le case di riposo. L'innalzamento delle rette per le famiglie rischia di essere assolutamente insostenibile, e poi sulle borse di studio. Ci sono tanti studenti universitari in Veneto che devono abbandonare l'università perché anche se ne avrebbero diritto non ricevono la borsa di studio. Per cui interventi per le famiglie, per il sociale. Il Presidente Zaia su questi temi oggi non ha dato risposte. Io penso ci possano essere tanti strumenti. Uno è sicuramente l'introduzione dell'addizionale IRPEF, c'è la possibilità di ricorrere all'indebitamento, c'è la possibilità di utilizzare le entrate correnti per spese in conto capitale, ci sono diverse possibilità. Io non ho capito dove vuole andare, dove vuole portare questa regione travolta dalla pandemia e ora anche esposta al rischio di recessione economica. Ma il Presidente, che oggi in Consiglio ha parlato per circa un'ora e mezza, replica così. Io sostanzialmente ho detto quello che è vero, cioè che il Veneto è primo ha primati a livello nazionale per spesa pro capite, per virtuosità, per livelli essenziali di assistenza. Allora, se guardiamo la classifica nazionale, il Veneto è primo in quasi tutte le classifiche. Dall'altro c'è anche da dire che abbiamo fatto una scelta di essere no tax, tax free, siamo gli unici in Italia. Qualcuno ha detto che non va bene così, noi diciamo invece che va bene così, visto e considerato che abbiamo fatto fare una bella cura dimagrante all'ente regione, ovviamente tagliando tutti gli sprechi possibili e immaginabili. Nei prossimi giorni le opposizioni saranno agguerrite. Nei prossimi giorni su questi temi daremo battaglie e chiederemo alla Regione risposte, perché da troppo tempo attendono i cittadini del Veneto risposte sul sociale, sulla sanità appunto. La carenza dei medici sta dando problemi a tantissimi cittadini del Veneto. Noi contiamo che la maggioranza possa ascoltare queste richieste forti che arrivano non da noi ma direttamente dai cittadini. Continuiamo con la politica, con il congresso della Lega Padovana per eleggere il segretario provinciale. Da settimane si trascina dietro polemiche tra militanti divisi in due schieramenti. Sulla questione è intervenuta la segretaria cittadina di Padova, Federica Pietrogrande.
Le jeux sont faits, i giochi sono fatti. Michele Giraudo e Nicola Pettenuzzo, 2 sindaci a duello per un posto da segretario provinciale della Lega. La sfida domenica 18 dicembre, una sfida che rappresenta le 2 anime che ormai da tempo dividono il Carroccio in Veneto, la base e l'espressione dei parlamentari. Una lettura questa che però non viene condivisa dalla segretaria cittadina della Lega di Padova, Federica Pietrogrande. Io non condivido questo tipo di lettura che intravede in un candidato l'espressione della base, quindi dei militanti, e l'altra l'espressione di vertici di partito, perché di fatto entrambe le candidature sono sottoscritte da un numero di militanti, quindi sono entrambe a mio avviso espressione della base, dopodiché mi pare evidente che ciascuna delle due esprime o comunque è più vicina alla sensibilità di alcuni esponenti di partito piuttosto che da altri, però entrambe a mio avviso sono espressione della base e non potrebbe essere diversamente, perché il nostro partito individua nei congressi quel momento in cui il confronto dei militanti fa emergere quella che è democraticamente la voce che si ritiene che possa incarnare meglio il ruolo di segretario provinciale. Insomma, per Pietrogrande non esistono buoni o cattivi all'interno della Lega, si tratta di una semplice dialettica di partito. Io non vedrei una spaccatura fra militanti e esponenti, perché di fatto gli esponenti sono espressione proprio dei militanti. A Venezia nuovo bando comunale a sostegno delle famiglie in difficoltà, aiuti fino a 300 euro per nucleo familiare previsto per il pagamento di affitti, bollette o spese condominiali. 3 milioni di euro che vanno ad aggiungersi al 1,5 milioni di un paio di mesi fa, stanziati a sostegno delle oltre 6.000 famiglie veneziane in difficoltà economica. Il bando comunale aperto da giovedì prossimo, 15 dicembre. Saranno appunto 3 milioni divisi in 1,5 milioni per un bando che uscirà già nei prossimi giorni e 1,5 milioni che uscirà nei primi mesi del prossimo anno. Sono legati per sostenere le famiglie per le spese sostenute per il pagamento dei canoni di affitto oppure per le spese energetiche o spese condominiali. È un contributo fino a 300 euro. La platea è molto allargata perché prevede che possano far domanda le famiglie con un ISEE fino a 20.000 euro. La presentazione delle domande potrà avvenire dalle ore 12 di giovedì 15 dicembre fino alle ore 12 di venerdì 30 dicembre attraverso la piattaforma Dime con l'utilizzo di SPID, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi. E l'invito è a procurarsi appunto l'ISEE, a far domanda di ISEE per chi ancora non ce l'avesse e a procurarsi anche le pezze giustificative, quindi la prova del pagamento degli affitti e delle spese energetiche, perché appunto sarà richiesto di allegarle. Tutto informatico, tutto molto semplice. Una commissione provvederà poi a stilare la graduatoria delle domande ricevute e risultate valide e complete di tutta la documentazione richiesta. E anche i tempi poi di verifica saranno molto contenuti per dare quanto prima l'aiuto alle famiglie in conto corrente. Come ogni anno a Natale tornano le iniziative di solidarietà della comunità di Sant'Egidio in tutto il Veneto. Un Natale per tutti, per chi è solo, per chi vive in strada, per chi non riesce a fare la spesa, per chi è scappato dalla guerra. Il Natale è gioia e condivisione. Con questo spirito, dopo 2 anni di stop imposti dal Covid, la comunità di Sant'Egidio torna ad organizzare i pranzi di Natale in comunità. Un pasto caldo e la compagnia per scaldare il Natale di poveri senza fissa dimora, immigrati e profughi dell'Ucraina. A Padova sono ben 4 i pranzi organizzati a Natale. 4 pranzi di Natale in cui appunto ci sono gli amici di tutto l'anno di Sant'Egidio, poveri della strada, famiglie bisognose, le famiglie ucraine che stiamo ospitando, quanti in questo momento sono da soli e altrimenti rimarrebbero da soli a Natale. Ecco, la famiglia di Sant'Egidio si allarga a Natale e raccoglie tutti. Per poterlo fare ovviamente serve la simpatia e il sostegno di tutti. Ma i momenti di convivialità della comunità di Sant'Egidio sono in programma anche in provincia di Rovigo, Treviso e Venezia. A Treviso, ad esempio, ci sarà un grande cenone la vigilia di Natale presso il seminario. Io invito i trevigiani
a raggiungerci presso la chiesa di San Martino, dove in questo periodo la comunità sta preparando appunto questo cenone della vigilia, ma a Treviso anche il giorno di Natale ci sarà un altro pranzo, iniziative a Conegliano nel giorno di Santo Stefano e poi anche a Mogliano. A Mestre il giorno dell'Epifania ci sarà un'altra festa con un altro grande pranzo. Oltre al pranzo di Natale, a cui sono invitati tutti i cittadini per portare un po' di conforto, in questi giorni si raccolgono coperte, berretti, guanti e cibo per fare un regalo ai partecipanti del pranzo. Noi in questo momento stiamo raccogliendo regali di Natale nuovi, dai berretti alle sciarpe, ai guanti, a kit per l'igiene personale, dei giochi nuovi per i bambini che saranno regalati appunto il giorno di Natale e i giorni successivi. Raccogliamo anche generi alimentari per delle borse della spesa speciali per le famiglie che sono più in difficoltà. E adesso l'odissea di due anziani bassanesi, Giovanni Franco e la moglie Vanna, di Pozzo Leone, che la nostra redazione di Bassano sta cercando di aiutare a risolvere una vicenda paradossale. Al loro fianco arriva ora anche il comune. La storia della famiglia Ciconello siete venuta a conoscerla proprio dal servizio di Rete Veneta, ma il comune si è subito preso in carico della vicenda. Quante telefonate ha fatto alla Telecom? Guardi, allora io ho visto in TV il servizio quella sera e il giorno dopo ho detto vado a trovare la famiglia subito, perché mi sembrava una roba talmente assurda che dopo 15 giorni ci sia ancora il problema della linea telefonica. Conosce da sempre Giovanni Franco Ciconello e la moglie Vanna, Silvano Andreatta, vice sindaco e assessore sociale del comune di Pozzoleone, che si è subito messo a loro totale disposizione, sapendo bene che dramma sia per questa coppia di anziani essere senza telefono da 1 mese e mezzo. Io ho chiamato 3-4 volte il 187 per capire un po' com'è la situazione e ti dicono sempre sì, la pratica è in corso di riparazione, mando avanti un altro sollecito. Dopo un secondo passo l'abbiamo fatto come amministrazione comunale tramite l'architetto De Antoni del nostro ufficio tecnico, che ha chiamato il servizio assistenza urgenze e anche lì hanno detto sì, prendiamo in carico la posizione e vediamo di sistemarla quanto prima. Questa mattina, e oggi ne abbiamo, se non erro, 13 di dicembre, abbiamo richiamato tramite il comune ancora l'800 e ci hanno detto come novità che non sapevamo che la pratica è in gestione alla centrale di zona che è di Schiavon. Insomma, qualcosa si sta muovendo e il telefono dovrebbe a breve tornare a squillare, ma per ora la linea resta muta. Dovrebbe essere per questo fine settimana che si sistemi la cosa e ci conto, speriamo, perché veramente è un'odissea. Io dico, sono persone anziane, non hanno il cellulare, dategli questa linea che per loro è vitale, anche perché il signor Franco sì, non sta benissimo e se hanno bisogno di spostarsi, da fare visite eccetera, non sanno neanche come chiamare. Abbiamo parlato prima dell'influenza del cammello, questo nuovo allarme che arriva dalla comunità sanitaria internazionale, ma noi continuiamo a fare i conti con il Covid e con l'influenza stagionale insomma, e nelle farmacie iniziano anche a scarseggiare alcuni tipi di medicinali, almeno così ci raccontano alcuni telespettatori. Io saluto Giuseppe Losego, presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Treviso e rappresentante di Farmacie Unite. Buongiorno dottore, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Allora, Buongiorno. devo dare subito però un aggiornamento di cronaca per un incidente sul lavoro in un'azienda vinicola di Cessalto intorno a mezzogiorno. Siamo in provincia di Treviso, un operaio quarantenne stando ad una prima ricostruzione sarebbe caduto dentro ad uno dei silos e sarebbe rimasto intossicato dalle esalazioni. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare, appena avremo ulteriori aggiornamenti ve li daremo nel corso della diretta. Allora, dottore, io ho parlato di influenza, sappiamo essere arrivata con circa 2 settimane d'anticipo rispetto agli anni precedenti, questo dovuto anche al fatto che probabilmente la nostra memoria immunitaria era un po' debole, visto tutte le precauzioni che abbiamo preso in questi anni legate al Covid, è particolarmente aggressivo come virus influenzale
E qualcuno ci racconta che insomma ultimamente scarseggiano i farmaci legati proprio a quelle che sono tutte quei sintomi legati all'influenza, cioè nelle farmacie qualche farmaco viene a mancare. Le chiedo, è legato al fatto che ci sia proprio questo elevato numero di pazienti affetti da influenza, o è legato ad un allarme che era arrivato qualche mese fa legato alla mancanza dei principi attivi per fare questi farmaci? Allora, buongiorno intanto, come ha sottolineato lei giustamente, il problema va ricondotto innanzitutto all'uso che abbiamo avuto per 2 anni della mascherina, che ha schermato e che in 2 anni in pratica non abbiamo avuto sintomi da influenza. Abbiamo avuto il Covid, però l'influenza è scomparsa in quanto eravamo tutti dotati di mascherina e pertanto protetti da possibile contagio da influenza. Quest'anno, che giustamente si è abbassata un attimino la guardia, è ritornato il virus dell'influenza. È ritornato particolarmente aggressivo. Lei sottolineava giustamente che non avendo un sistema immunitario attivato come negli anni precedenti ci ha trovato un attimino più scoperti e ci ha creato questa situazione di particolare aggressività, e molte persone sono a letto con influenza. È vero che c'è una carenza di farmaci, sono farmaci comuni, si va dal farmaco base, l'ibuprofene, le marche, il Moment, il Nurofen, le marche che tutti conosciamo, specialmente nella formulazione per bambini. Nello sciroppo è stato mancante per moltissimo tempo, è ricomparso in questi giorni, si prevede che potrà di nuovo avere difficoltà ad essere trovato. Si passa da alcuni antibiotici, addirittura l'amoxicillina in sciroppo, che in questi giorni è ritornato, però è stato mancante per una quindicina di giorni. Un antibiotico molto importante per la cura, specialmente nella formulazione in sciroppo per i bambini. Le cause, mi chiedeva lei, di queste mancanze, è vero. Allora, intanto la grande richiesta, che però non è mai stata un problema perché tutte le farmacie in Italia sono sempre state in grado di superare qualsiasi emergenza nel rifornirsi. Le cause purtroppo vanno riscontrate nella produzione. La produzione intanto della materia prima, del principio attivo col quale fare il farmaco, perché per esempio molti farmaci provenivano dall'Ucraina o da laboratori legati a processi di realizzazione collegati all'Ucraina, ed ovviamente questo ha portato all'impossibilità di sostenere le richieste sul mercato. Poi sembra banale, ma c'è una carenza anche nell'approvvigionamento di bottigliette, di tappi, addirittura, e non vale solo per noi ma vale per tutti gli altri settori, addirittura una difficoltà nell'approvvigionamento di cartoni, cartonaggio, imballatura, per poter permettere di far pervenire alle farmacie e quindi ai distributori intermedi i farmaci, per cui anche proprio la carenza di contenitori è diventata significativa per la difficoltà che abbiamo nel reperire il farmaco. Dottore, non siamo qui per fare allarmismo, però insomma il picco dell'influenza è atteso tra fine anno e i primi giorni di gennaio. La guerra, ai noi, è destinata a durare, non ci sono spiragli di pace e mi viene da dire che questa carenza di medicinali potrebbe riproporsi, e lei in qualche modo lo ha fatto capire, nelle prossime settimane. Questo potrebbe portare ad un rischio accaparramento, come avevamo visto, per generi di prima necessità, pensiamo all'acqua, al scatolame, anche per i farmaci. Sì, la preoccupazione è elevata. La preoccupazione è elevata. A livello del Ministero della Salute è stata attivata una commissione con la quale tutte le farmacie e anche Farmacie Unite, il sindacato delle farmacie della provincia di Treviso, collabora proprio segnalando in maniera tempestiva quali sono i principi attivi e i farmaci che sono carenti. Questa collaborazione permette naturalmente di far muovere anche il Ministero
per una attenzione particolare perché questo non avvenga o almeno avvenga in maniera assolutamente ridotta. Quello che posso consigliare io è questo: per carità, non scateniamo una corsa all'accaparramento che non è necessaria, però sinceramente almeno per questi 15 giorni, per chi ha bambini, per chi ha persone anziane, tenere quei 2 o 3 farmaci che di solito si dovrebbero tenere in casa, i farmaci banali, l'aspirina, la tachipirina, un antifebbrile, cioè quelle cose base che potrebbero, come è già successo in questi ultimi mesi, scarseggiare, secondo me sarebbe prudenzialmente una cosa da fare. Una piccola scatoletta, non sono confezioni numericamente impegnative, però tenere una scatoletta di tachipirina in casa, una scatoletta di aspirina, una scatoletta di Moment, uno sciroppo per bambini di Nurofen, Moment Kid, quei preparati a base di ibuprofene, sicuramente è prudenziale, è un consiglio prudenziale almeno per questi 15-20 giorni, in cui oltretutto le industrie chiudono, per cui quello che è in circolazione sul mercato è nelle farmacie e una volta che venisse a mancare veramente diventa un problema. Dal Ministero, come associazione, avete avuto indicazioni sulla vendita dei farmaci, cioè di non dare al cliente che arriva 10 confezioni di quel farmaco per cercare insomma che ce ne sia per tutti? Allora, dal Ministero sinceramente non abbiamo avuto indicazioni di questo genere, però il buon senso e la nostra professionalità ci porta, una volta che si dovesse presentare una richiesta di questo genere, a porci per primi i problemi e chiedere: è veramente una necessità che tu compri 6 flaconi di tachipirina oppure te ne bastano 1 o 2 perché in questo momento abbiamo problemi di approvvigionamento? Cioè sta nella professione del farmacista e queste sono le indicazioni che sia noi sia Farmacie Unite ha dato ai propri associati, di prestare la massima attenzione, non nel razionare per carità, però nel dialogare col paziente per evitare proprio che ci possano essere tentativi di accaparramento che porterebbero uno svantaggio alle persone che dopo dovessero averne realmente bisogno. Dottore, come se ne avessimo bisogno, c'è anche il Covid. Oggi si registrano 3.653 nuove positività in Veneto. Sappiamo che Covid e influenza presentano generalmente gli stessi sintomi e quindi immaginiamo che siano parecchio elevate le richieste di effettuare tamponi anche presso le farmacie, perché si hanno sintomi che potrebbero essere Covid e quindi è necessario sottoporsi ad un tampone. Com'è la situazione per quanto riguarda proprio i test nelle farmacie? Allora, i test nelle farmacie, la realtà dei fatti che sta emergendo in questo periodo è questa, che essendo passata, diciamo, la fase di gravità nella gestione del Covid, in quanto gli ospedali, i medici di base, le farmacie si sono strutturate in maniera tale da poter evitare i danni grossi che ha provocato il Covid nella prima ondata, si è un attimino abbassata la guardia e si è un attimino portati a sottovalutare l'entità dell'infezione da Covid. Questa è una cosa che per carità è comprensibile, però bisogna prestare moltissima attenzione, in quanto dai dati così non ufficiali ma generici che mi giungono, oggi come oggi 2 persone su 3 che sospettano di avere il Covid non fanno il tampone in farmacia o al lab, ma si fanno l'autotampone. Facendo l'autotampone, che funziona benissimo, quello acquistato in farmacia, che funziona benissimo e che ti dà il risultato positivo, gestiscono poi loro direttamente i tempi e i modi. Ecco, questo è un sistema che sinceramente non è corretto e non è assolutamente sostenibile, in quanto non è pensabile che se io mi faccio un test a casa, vedo che sono positivo, non vado a farmi il test ufficiale per denunciare la mia positività, in quel momento io divento un veicolo di contagio. Allora, al di là del buon senso che io resti a casa, al di là del buon senso di non contagiare altre persone, però da tutti i punti di vista, anche legali,
sarebbe opportuno che la patologia, che l'infezione venisse certificata, deve essere certificata, anche in prospettiva di sapersi regolare per le successive vaccinazioni. Intendo, se io oggi prendo il Covid, per 3-4 mesi sono protetto, abbastanza protetto da un'eventuale reinfezione. Però questa cosa deve essere documentata, cioè io medico, io farmacista, io tecnico dell'ULSS, responsabile dell'ULSS, devo sapere esattamente quello che è il mio calendario, il mio decorso della patologia. Per cui sconsiglio vivamente, una volta che si è risultati positivi nei test fai da te, di gestire da soli la cosa, recarsi o al lab o in farmacia e certificare quella che è l'avvenuto contagio, anche perché ormai la quarantena dura 5 giorni, per cui non crea problemi più di tanto, però questo permette a noi sanitari di tenere monitorato sul territorio la zona di infezione, il numero delle persone infette, i contatti che ci possono essere, per cui permette di impedire che questa epidemia dilaghi ulteriormente. Dottore, in chiusura i consigli per affrontare l'influenza, perché è giusto insomma così prendere farmaci per i sintomi, ma attenzione anche all'uso degli antibiotici che siano consigliati dal proprio medico. Sì, allora io direi questo, facciamo chiarezza una cosa su un punto molto importante. L'influenza, come il Covid, sono dei virus. L'antibiotico nelle affezioni virali non serve a nulla. L'antibiotico uccide il batterio. L'antivirale o l'antifebbrile interagisce per l'influenza e per il Covid, per cui l'antibiotico va preso solo ed esclusivamente qualora, una volta stabilito dal medico, ci sia un aggravamento dell'influenza o del Covid che porti a una sovrainfezione batterica, una polmonite, delle difficoltà respiratorie, un'infezione intestinale, qualsiasi cosa di natura batterica, allora in quel caso si prende l'antibiotico, ma lo stabilisce il medico. Per cui i piccoli consigli che posso dare io sono questi: quando si ha o un'influenza o un Covid o un sospetto di Covid, restarsene a casa, fare gli accertamenti che si fanno. Ci sono, per esempio, so che ci sono anche dei test anche per l'influenza, ci sono dei test che volendo indicano se è Covid o se è influenza, ma poco cambia. L'influenza non è mai stata un problema grave, l'influenza ormai siamo abituati a gestirla con attenzione. Pochi antifebbrili sopra i 38 di febbre, prima del 38 meglio non prendere niente, qualche spray nasale, qualche spray per la gola, quelle piccole procedure che servono e attenzioni che servono per combattere come abbiamo sempre fatto l'influenza. Una volta che subentri il Covid, allora no, allora rivolgiamoci al medico e chiediamo la giusta terapia per evitare che ci siano poi complicazioni. Dottore, grazie davvero tantissimo per il suo intervento, ci ha aiutati a capire molte cose oggi insieme, insomma anche quei consigli per i farmaci sono molto molto importanti. Torneremo ad aggiornarci insieme a lei molto presto. Grazie davvero al dottor Giuseppe Losego, presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Treviso. Grazie dottore, buon lavoro, a presto. Grazie a voi, buon grazie. Lavoro, arrivederci. Grazie davvero, questi consigli insomma per non trovarsi senza farmaci in casa, perché la situazione, l'ha detto il dottore, è preoccupante per la carenza proprio di medicinali da banco, ma anche antibiotici da usare però con estrema precauzione sotto consiglio medico. Meteo, pubblicità e poi torniamo in diretta con i sindaci e con gli aggiornamenti di cronaca tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo.
La circolazione atmosferica a livello europeo resta complessa e di difficile interpretazione da parte dei modelli in questi giorni, in quanto mercoledì 14 il tempo sarà ancora buono ma durerà poco, perché il resto della settimana sarà caratterizzato da un via vai di perturbazioni. Nel dettaglio, sul Veneto sarà asciutto ma con cielo piuttosto nuvoloso, come ci mostra la grafica. Possibili parentesi più soleggiate sui settori montuosi. Temperature in aumento, specie nei valori minimi, che saranno compresi tra -2 e 2 gradi, massimi invece tra 3 e 6 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo coperto un po' ovunque, mentre su Prealpi e Alpi più sole. Temperature minime tra 1 e 4 gradi, massime sui 4-8 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Il tempo sarà un po' più soleggiato, ma come vediamo sempre con nuvolosità innocua in transito. Temperature minime intorno a -3-0 gradi, massime tra 1 e 4 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Rieccoci in diretta, saluto, mi ha raggiunto in studio il sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencin. Buongiorno sindaco. Buongiorno. E buongiorno, grazie anche al sindaco di Chiampo, Matteo Macilotti. Buongiorno sindaco, ben ritrovato. Buongiorno a tutti voi. Allora, sindaci alle prese con una situazione non certo facile, siamo in tempi di chiusura di bilancio, previsioni poi per l'anno prossimo. Ieri l'annuncio del ministro Calderoli dello stanziamento approvato in conferenza Stato-Città di 150 milioni di euro di incremento al contributo per gli enti locali contro il caro energia. Una boccata d'ossigeno, perché il caro energia pesa sulle famiglie, pesa sulle imprese, pesa sui comuni che devono pagare l'energia del proprio municipio, delle associazioni del comune, delle palestre, delle scuole che ricadono sul comune. 150 milioni, sì, va bene, bastano divisi tra tutti i comuni italiani. Allora, sicuramente è un qualcosa in più rispetto a quella che è la situazione che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto finora, con intanto le difficoltà anche nel fare una previsione di quelli che potevano e quelli che possono essere gli incrementi dei costi dell'energia elettrica, oltre che anche ovviamente i costi del gas e quindi del riscaldamento. Non nascondo che come comuni siamo in grossa difficoltà, perché abbiamo già fatto all'interno dei nostri bilanci importanti variazioni al bilancio per pagare le utenze che già ci sono arrivate. Io ho fatto una variazione al bilancio circa un mese fa, in cui rispetto ai costi annuali degli scorsi anni ho messo un più 170.000 euro, ma solamente per arrivare almeno a fine anno, quindi al 31/12, ovviamente su una previsione per la quale neanche noi abbiamo una certezza, bastano o non bastano. Quindi è veramente una situazione complessa per l'ente pubblico, anche solo riuscire ad organizzare tutti i lavori poi che possono essere fatti. Quindi ci vediamo costretti, almeno anche io mi sono visto costretto, a stoppare alcuni interventi per dare ovviamente priorità a questi, e sempre condividendo anche questo tipo di difficoltà con le associazioni, con le scuole, perché ovviamente anche lì è stato fatto un grosso lavoro anche di comunicazione con le scuole, con le associazioni del paese, cercando di dire anche a loro: cercate di limitarvi ove possibile, perché la situazione è difficile ed è complessa. Io tra l'altro ero arrivato quasi al punto anche di dover spegnere l'illuminazione pubblica proprio per far fronte anche a queste spese, queste bollette. Non l'ho ancora fatto proprio anche perché non me la sono sentita, ecco, quella di chiudere l'illuminazione pubblica, però so che molti colleghi lo hanno fatto e lo stanno facendo proprio perché cercano di far quadrare il bilancio anche a fronte di cifre molto importanti.
Di che aumenti parliamo, Sindaco, più o meno? Beh, io ho bollette quadruplicate, le ho anche fatte vedere anche tra l'altro in questi vostri, sfruttando anche i vostri canali, parliamo di quadruplicare le bollette, quindi se io a luglio dello scorso anno pagavo 9.000 euro di spese di energia elettrica, quest'anno sono arrivato a pagarne 43, sempre nel mese di luglio, quindi capiamo benissimo quali sono gli aumenti, per cui sono gli aumenti per i comuni, ma sono anche gli aumenti per le famiglie e sono anche gli aumenti per le aziende che già escono da una situazione complessa legata all'aspetto dell'emergenza sanitaria, successivamente all'aumento dei prezzi anche per quanto riguarda le materie prime, adesso anche con dei costi veramente importanti per quanto riguarda energia e gas. Quindi davvero una situazione complessa e quindi bene arrivino questi soldi anche perché ci diano almeno la possibilità di continuare nell'operare nella quotidianità e di non doverci vedere costretti a tagliare o a chiudere alcuni magari lavori piuttosto che altre attività che magari avevamo in programma. Sindaco Maciliotti, per quanto riguarda il suo comune, di che aumenti parliamo? In linea con quello che ha rilevato il sindaco Perencin? Sì, gli aumenti sono abbastanza in linea, tanto rilevato dal sindaco, quindi siamo più o meno lì. Noi abbiamo avuto il vantaggio, tra virgolette, di aver fatto un'operazione, ma in tempi in cui non avevamo avuto particolari aumenti di energia, ma l'avevamo fatta perché credevamo giusto farla, di totale sostituzione dell'illuminazione pubblica a LED e così come il relamping sempre a LED delle scuole e così via. Quindi dal punto di vista energetico, soprattutto insomma, per quanto attiene l'illuminazione, siamo riusciti a contenere di molto l'impatto negativo. L'impatto più negativo invece lo avvertiamo sul tema del gas, proprio perché lì evidentemente non abbiamo ancora messo in atto sistemi che ci permettano un effettivo risparmio. E quindi, come appunto descritto prima dal mio collega, si fanno variazioni di bilancio rinunciando ad altre partite, ovviamente di spesa, sperando che ciò che si stima possa bastare, in un momento in cui il prezzo è anche abbastanza oscillante, quindi è anche difficile fare previsioni certe su quello che accade. Qualsiasi contributo che lo Stato ci dia è chiaramente una boccata d'ossigeno ed è benvenuto evidentemente in questo periodo. Ripeto, soprattutto per quanto attiene al gas. Noi tra l'altro tutti gli edifici pubblici li controlliamo da remoto per quanto attiene al gas e quindi abbiamo cercato di razionalizzare da remoto attraverso l'accensione o spegnimento degli impianti l'utilizzo del gas, però i margini non sono poi così grossi, quelli che si riescono a ottenere anche attraverso queste misure di contenimento. Sindaco, questi 150 milioni annunciati per gli enti locali proprio per il caro energia dal ministro Calderoli, come li accogliete? Mettiamola così. Allora, come ho detto poc'anzi, accogliamo con favore qualsiasi tipo di finanziamento appunto che vada ad aiutare le entità locali, gli enti locali, quindi anche i comuni nell'affrontare queste spese che comunque sono e restano particolarmente importanti e quindi certamente insomma, li accogliamo positivamente. Per quanto attiene al fatto che possono bastare o meno è una considerazione che personalmente non riesco ancora a fare e lo faremo soltanto appunto a partire da gennaio-febbraio, in cui avremo magari a bocce ferme avremo un quadro un po' più chiaro, quindi lì saremo in grado di giudicare se questo tipo di aiuto sia sufficiente oppure se è necessario appunto che lo Stato intervenga con ulteriori fonti di sostegno. Che variazione di bilancio è stato costretto a fare, Sindaco? Allora, anch'io ho una variazione di bilancio da qui a fine anno, è abbastanza simile a quella fatta dal mio collega, anzi un pochetto di meno perché ho avuto meno l'impatto dell'energia, ho più l'impatto del riscaldamento però, e quindi siamo stati più o meno sempre sui 140-150 mila euro di variazione. Speriamo siano sufficienti appunto per poter terminare l'anno con tranquillità. Il problema appunto sarà poi affrontare la prossima annualità con tutte le incertezze evidentemente che ci sono. Come tanti comuni anche noi stiamo tentando di efficientare il più possibile chiaramente
intervenendo partecipando ai bandi che sono da poco usciti su efficientamento energetico, e quindi per poter mettere anche pannelli solari, efficientare attraverso la sostituzione dei serramenti. E quindi ecco, tutte queste misure le stiamo mettendo in atto in maniera prioritaria e rapida. Tuttavia gli effetti di queste misure li vedremo soltanto nei mesi successivi, non li vediamo chiaramente adesso. È ovvio che questa situazione ha cambiato anche la strategia di investimento per noi comuni, almeno per molti comuni, e appunto cerchiamo di dare priorità a tutto quello che riesce ad efficientare. Tra l'altro incontrando un'ulteriore problematica, che è l'aumento di costi delle materie prime, che ovviamente ha fatto sì che molti cantieri appunto abbiano visto l'aumentare sensibile dei costi anche del 20%, insomma, rispetto a quello che si era preventivato in fase iniziale. Quindi diciamo che è una sorta di tempesta perfetta, perché da un lato abbiamo l'aumento dei costi di energia, dall'altro l'aumento dei costi delle materie prime, che comunque ci penalizza anche quando decidiamo di intervenire e investiamo in termini di efficientamento. Sindaco Perencin, lei prima diceva avevo pensato di spegnere l'illuminazione pubblica, al momento non l'ho fatto, però mi sembra di capire che è comunque un'opzione sul tavolo. E poi faceva riferimento ad interventi che sono stati stoppati, vuoi perché bisogna far quadrare i bilanci, vuoi, come diceva il sindaco Macilotti, perché i costi delle materie prime sono aumentati ed è difficile poi rispettare quelle previsioni fatte. Di che interventi parliamo, sindaco? Sì, innanzitutto anche noi, soprattutto negli ultimi anni, abbiamo investito molto sull'efficientamento delle linee della pubblica illuminazione, tant'è che anche oggi io in paese ho l'impresa che sta sostituendo diversi punti luce proprio per efficientarla e quindi portare il comune sempre più a LED. È chiaro che, e qui mi unisco a quello che diceva il collega, il problema è anche reperire i materiali e quindi anche nella consegna, nella fornitura degli stessi. Se prima in 30 giorni tu avevi il materiale in casa, adesso magari passano anche 6 mesi. In più sappiamo anche la difficoltà che hanno gli enti locali per mettere in piedi un lavoro pubblico, che ci vuole spesso e volentieri anche quasi un anno, magari con contratti fatti con un determinato prezzo. Adesso ovviamente anche le imprese magari non ci stanno più all'interno di quel prezzo lì, quindi con tutto un sistema di ricontrattazione che non è facile una volta che il contributo viene assegnato. Noi è chiaro che abbiamo dovuto dare un ordine di priorità e per esempio mi viene in mente potevamo andare ad intervenire sull'asfaltatura di alcune strade piuttosto che interventi anche in ambito legato magari culturale, piuttosto che altri tipi di attività che portano sempre lustro all'amministrazione in generale al comune. È chiaro che quelli li abbiamo dovuti sospendere per dare atto ai pagamenti di queste bollette. Quindi per quanto anche possono esserci arrivati degli aiuti anche dai vari decreti sostegni che sono stati fatti dal governo, spesso e volentieri questi aiuti non andavano a coprire l'intero aumento che c'era da parte dei comuni, quindi io mi sono visto magari aiuti di 30-35 mila euro con bollette mensili di 40, quindi sostanzialmente l'aiuto che mi veniva dato per il trimestre era già pagato con una sola mensilità, quindi è chiaro che la coperta è corta e ci vediamo costretti a dover tagliare. Non è facile neanche spiegarlo ai cittadini, perché è questo che io continuo a dire e continuo, tra virgolette, anche a protestare, perché poi al cittadino che vede il problema e tu non glielo risolvi e ha giustamente il diritto che quel problema gli venga risolto, come l'illuminazione pubblica che non funziona, piuttosto che l'ampliamento dell'illuminazione stessa o l'asfaltatura della strada, e tu non riesci a dargli una risposta, ha ragione a protestare, ma il problema è che noi siamo veramente in difficoltà perché la coperta è corta e quindi tira da una parte o tira dall'altra, qualcuno rimane scoperto e purtroppo viviamo in un momento molto difficile, usciamo da una situazione davvero complessa e riuscire purtroppo a portare avanti anche quelli che magari erano degli interventi programmati, magari anche già concordati con la stessa popolazione, non si riesce a darli conto e quindi dopo la colpa è sempre del sindaco. Quindi è veramente una situazione paradossale e complessa. Sindaco Macilotti, avete dovuto rinunciare, avete dovuto mettere nel cassetto dei progetti che avevate pensato, speravate di poter realizzare nel breve periodo?
Sì, più che rinunciato li abbiamo rimandati nel tempo, e quello che spesso accade quando non abbiamo le risorse appunto per attuare la progettualità nel momento in cui pensavamo di poterla realizzare. Quindi questo lo si fa evidentemente, come ha detto il mio collega, il tema principale è quello di mostrarlo e di spiegarlo ai cittadini, no? Perché il comune alla fine è un po' come una famiglia, è un po' come il budget di una famiglia, no? Tutto non si riesce a fare, occorre prendere delle scelte. Alcune volte appunto le scelte vengono imposte da eventi esogeni che vengono dall'esterno, e in questo caso appunto l'aumento di costo della materia prima e il costo dell'energia certamente sono quegli eventi esterni che comportano appunto un ritardo nelle opere. Ad esempio noi dovevamo realizzare un importante parcheggio in centro del paese, annunciato anche da tempo. Abbiamo avuto un aumento importante per quanto attiene le materie prime, che ha comportato più 160.000 euro appunto di spesa preventivata, e abbiamo dovuto appunto spostare l'intervento al prossimo anno proprio perché evidentemente non riuscivamo a reperire nell'anno corrente le risorse per poter effettuare il lavoro. Sono scelte che si fanno, e come una famiglia le fa in base anche all'andamento appunto della propria economia. Questo è un po' il momento attuale. Qualche giorno fa avevamo intervistato il sindaco di Oderzo, che in consiglio comunale aveva le varie associazioni, e con un profondo dispiacere ci raccontava che ha dovuto dire di no alle associazioni presenti su richieste che magari facevano di venirgli incontro economicamente. Lei diceva: non è mancanza di interesse nei confronti dello sport, della cultura, ma soldi non ce ne sono. Chiedo ad entrambi se vi siete trovati nella stessa situazione di dover dire di no a quelle associazioni del vostro territorio che magari vi chiedevano un sostegno economico, ma purtroppo soldi, come detto, ce ne sono pochi. Sindaco Macilotti. Sì, allora nel mio caso non mi sono trovato davanti a quella situazione, quindi non ho affrontato quella situazione, perché abbiamo deciso strategicamente comunque di non tagliare ciò che riguardava il sociale, l'associazionismo, la cultura, anche perché sono comunque entità che percepiscono comunque già poco di loro, voglio dire, nel senso che non riusciamo già nell'ordinario evidentemente a soddisfare già tutte le loro esigenze. Se avessimo tagliato anche quello che gli anni scorsi riuscivamo a fare, li avremmo messi in grossa difficoltà, e quindi abbiamo deciso appunto di non tagliare quei capitoli, non affrontare quei capitoli, magari facendo altre scelte, ripeto, magari in termini di lavori postergati o cose del genere. Questa è stata un po' una scelta che abbiamo cercato di attuare, proprio perché il tessuto sociale, il tessuto culturale, associazionistico è un tessuto che ha subito particolari problematiche nel periodo del Covid, e hanno fatto fatica appunto a rimettersi in piedi dopo il Covid, la pandemia che ha visto molte attività stoppate o comunque in grossa difficoltà. Ecco dunque che ci è parso di non poter intervenire in senso negativo proprio con queste realtà che sono importantissime per la vita di un paese, senza le quali evidentemente il paese perde la sua anche identità. Sindaco Perenci, insistono sempre al discorso di prima, dover spiegare ai cittadini, che siano associazioni, che siano sempre cittadini, far capire che purtroppo le risorse a disposizione sono poche. Sì, io ho fatto ancora 1 mese e mezzo fa, 2 mesi fa, quando erano iniziate ad arrivare, diciamo, le prime bollette impegnative, diciamo così, un incontro con tutte le associazioni del paese che utilizzavano gli stabili comunali, gli impianti sportivi e così via, e gli ho spiegato in maniera molto chiara quella che era la situazione e quello che stavamo vivendo, proprio perché anche loro potessero poi spiegarlo agli associati che non era una colpa del sindaco che voleva chiudergli la luce o che gli dava determinati orari, ma che era una situazione dovuta al momento e dovuta alla difficoltà. Non abbiamo noi voluto, nonostante, ripeto, la coperta sia corta, penalizzare le associazioni sportive piuttosto che le associazioni che utilizzano anche i locali del comune, proprio perché
anche queste associazioni sportive soprattutto fanno una grossa attività a livello sociale per i nostri giovani, per le famiglie, quindi penalizzare anche queste significava di conseguenza andare a penalizzare le famiglie, quindi abbiamo cercato di tenere duro, dandogli ovviamente tutto il supporto possibile nel momento possibile, cercando appunto di preservare quelle che erano le attività che venivano fatte, proprio perché fanno una grossa attività a valenza sociale, andare ulteriormente a gravare ancora su di loro sarebbe stato veramente assurdo, perché poi ci saremmo trovati magari a gestire altre situazioni con i ragazzi in giro per le strade e così via. Quindi dove siamo riusciti a mantenere quindi contributi per quanto riguarda gli asili parrocchiali, per quanto riguarda le associazioni li abbiamo mantenuti, e anzi abbiamo anche voluto inserire un ulteriore contributo anche per le coppie che andranno ad utilizzare gli asili nido, quindi per incentivare anche, ecco, questo tipo di aiuto alle famiglie. Per cui, ripeto, le situazioni ci sono di difficoltà, si va a tagliare dove si può, magari malgrado, anche perché prima sentivo il collega che diceva anche lui ha dovuto riprogrammare un intervento al prossimo anno. La stessa cosa la faremo anche noi. Io avevo in programma di andare a sistemare un campo da tennis, a realizzare in accordo con le associazioni degli spogliatoi, che sono ormai 20 anni che ne parlano. Quelle sono tutte attività che dovremo riprogrammare il prossimo anno. L'hanno capito, ma non è facile spiegarlo, perché anche a me stesso fa veramente male e dà veramente fastidio dover, tra virgolette, buttare via i soldi per pagare delle bollette, non sapendo neanche bene quali sono i veri e concreti motivi per i quali ci sono stati questi aumenti impazziti. Sindaco Macilotti, l'ultima volta che ci eravamo visti lei era intervenuto in qualità di direttore del distretto Veneto della Pelle e ci aveva riportato una situazione complicata, sempre legata ai rincari e agli aumenti. Siamo a fine 2022, la situazione che ci eravamo raccontati qualche mese fa rimane la stessa. Quali sono le previsioni per il 2023, tenendo conto, come diceva lei giustamente, che c'è una situazione di insicurezza? Sappiamo oggi quello che è il prezzo del gas e della luce, non sappiamo domani che cosa succederà. Sì, abbiamo fatto proprio ieri un importante incontro con un economista, un'importante università, appunto per vedere le prospettive future del nostro settore, e le prospettive in termini di fatturato sono anche prospettive positive, cioè è un settore che comunque regge più degli altri in questo momento, ed è un settore che in futuro, insomma nei prossimi anni, pare possa regalare una buona soddisfazione. Il vero tema sono il tema dei costi, il tema è quello che, insomma, quindi se i fatturati anche aumentano, tuttavia gli utili appunto diminuiscono o si azzerano in virtù degli altissimi costi che le aziende devono affrontare, ma questo è generalizzato, non riguarda soltanto il nostro settore, ma tutto il settore appunto in cui abbiamo aziende che sono particolarmente energivore. Ed è questo il vero tema, quindi sia il costo delle materie prime sia il costo energetico, che pesa molto sui bilanci delle nostre aziende. Questo è un grosso peso, e l'Italia più degli altri, abbiamo visto anche da quanto ci è stato rappresentato, subisce questo proprio perché non ha mai avuto negli anni una politica energetica, e dunque la mancata politica energetica si ripercuote in generale sulle nostre imprese in maniera importante, perché più degli altri stati dobbiamo sopportare il caro bollette, proprio perché abbiamo rifiutato appunto il nucleare già da tempo immemore, e quindi non abbiamo quella fonte che in realtà è sfruttata ormai da tutti i paesi occidentali. Anche sull'altro tipo di fonti non siamo stati performanti negli anni, siamo stati molto dipendenti dal gas russo e da fonti provenienti da altri paesi, e questa situazione ci ha creato una schiavitù energetica generata appunto dalla nostra mancata pianificazione. Purtroppo è un paese che molte volte è stato il paese dei no a tutto, e questi no a tutto poi prima o dopo li pagano i cittadini con le loro bollette, li pagano le aziende appunto con le loro bollette. Fonti alternative: ci sono comuni che hanno degli impianti fotovoltaici di proprietà e che si sono visti recapitare delle fatture legate agli extra profitti che pesano
e nella Marca Trevigiana c'è un gruppo di sindaci, li avevamo sentiti capofila di questo movimento, proprio il sindaco Perencini, ma avevamo avuto in studio il sindaco di Fontanelle e il sindaco di Vittorio Veneto, che avevano detto al momento non paghiamo. Il sindaco di Vittorio Veneto aveva proprio annunciato che avevano fatto già un ricorso. A bilancio i soldi ci sono, perché insomma i sindaci in qualche modo si sono coperti le spalle, quindi i soldi ci sarebbero, però non li paghiamo. La scadenza, lo ricordiamo, era a fine novembre. L'avete poi pagati questa fattura, sindaco Perencin? Allora no, l'avevo anche detto, anche perché, ripeto, oltre al danno la beffa, nel senso che noi ci troviamo già ad affrontare delle bollette, come dicevo prima, fuori dal comune. Giusto per restare in tema, mi consenti la battuta, ma no, nel senso che noi quei soldi che di fatto incameriamo con l'impianto del fotovoltaico che abbiamo, gli enti pubblici li vanno a reinvestire in opere pubbliche e quindi sul bilancio a favore della cittadinanza. Doverli poi ritornare allo Stato, quando poi lo Stato stesso invece ci fa dei decreti per darci gli aiuti, cioè è veramente un giro di soldi che non ha nessun senso paragonare l'ente pubblico al privato con questi extra profitti. Quindi sono circa 1200, sono stati stimati i comuni che hanno questa difficoltà anche di bilancio, perché noi stiamo parlando di una cifra per quanto riguarda il mio comune di circa 35.000 euro, ma io ho sentito anche prima la collega di Fontanelle, sono quasi 277.000 euro, cioè per i bilanci dei nostri comuni di 8, 9, 10.000 abitanti sono cifre molto importanti e quindi già ci troviamo a dover affrontare variazioni di bilancio e stiamo lavorando su una previsione non avendo una certezza di quanto saranno i costi. In più anche il GSE che ci chiede indietro dei soldi che noi abbiamo già inserito a bilancio e con quei soldi lì abbiamo già le idee chiare su cosa andare a fare, io lo trovo veramente di una cosa incredibile, cioè lo Stato non può mettere così di nuovo le mani in tasca ai comuni e ai cittadini, perché ripeto, quelli sono soldi che noi reinvestiamo nel territorio, quindi io ho scritto al governo, ho scritto all'ANCI, ho scritto diverse lettere anche ai colleghi sindaci e so che più di qualcuno si è unito perché anche il sindaco di Vazzola ha lo stesso problema che abbiamo noi, quindi anche degli altri colleghi hanno questo problema sul tavolo e stiamo cercando di capire insieme come affrontarlo. Io mi auguro che si intervenga quanto prima. L'ANCI ho scritto 2 lettere e non ho ricevuto risposta e questo mi dispiace perché quando un sindaco chiede un aiuto o comunque un sindaco lancia un grido d'allarme, almeno una telefonata o comunque una richiesta di spiegazioni che credo che debba esserci, insomma, visto che sarebbero i nostri rappresentanti dei comuni con il governo e che ci fanno da tramite. Dall'altro lato so che c'è al lavoro e deve essere stato presentato un emendamento alla legge di stabilità che verrà discussa a breve proprio su questo tema, perché appunto sono stato contattato da dei parlamentari e quindi ho esposto qual è il problema e quindi vediamo adesso anche il governo come intende prendere in mano questa situazione e se intende poi prendere in mano questa situazione. Intanto noi abbiamo i solleciti del GSE e speriamo che qualcuno ci dica qualcosa, perché 1200 comuni, non stimati da me, ma dall'ANCI, che hanno questo problema, meritano rispetto e meritano una risposta, perché far quadrare il bilancio, soprattutto per molti di questi, inizia ad essere veramente, veramente complesso. Abbiamo finito il tempo a disposizione, io ringrazio tantissimo il sindaco di Chiampo, Matteo Macilotti, grazie davvero sindaco per averci così riportato la realtà del suo comune, grazie e torneremo presto ad aggiornarci con lei, grazie anche al sindaco Mattia Perencin di Fara di Soligo, anche con lei torneremo ad avere novità naturalmente per seguire questa vicenda che per primi abbiamo portato alla luce. Noi ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Però... Siamo tornati in diretta, l'avevo annunciato all'inizio di questa prima edizione, un momento particolare per scoprire un lato forse sconosciuto ai più di Conegliano, la Conegliano ebraica raccontata in un libro guida che diventa proprio una guida per scoprire questa parte della città, scritto da Chiara Dall'Armellina e da Laura Pasin che abbiamo in collegamento. Buongiorno e grazie per essere con noi.
Buongiorno. Allora, Chiara Dall'Armellina, giornalista e archeologa e scrittrice, e Laura Pasin, un passato da docente, da professoressa e adesso una guida turistica. Allora, innanzitutto io vi chiedo come è nata l'idea di realizzare un libro, che sia un libro storico, ma che sia anche una guida, proprio una vera e propria guida che permette a chi lo legge di inoltrarsi nella Conegliano ebraica. L'idea è nata alcuni anni fa, nel senso che con un gruppo di amici e di appassionati di storia locale abbiamo ripreso in mano un'associazione, il Centro Coneglianese di Storia e Archeologia, che tra le altre cose si occupa anche del cimitero ebraico di Conegliano, che è un sito molto affascinante che abbiamo nella nostra città. E grazie a questo mi ero appassionata e essendo la divulgazione quella che è la mia professione, appunto prima come insegnante e poi come guida, ho pensato a un itinerario in città che potesse portare alla scoperta di quelli che sono stati i 600 anni di convivenza pacifica che la città di Conegliano ha avuto con la comunità ebraica e che meritava di essere raccontata proprio in maniera semplice, nel senso che noi abbiamo già a disposizione dei testi molto importanti di ricerca d'archivio che sono stati fatti per esempio dalla professoressa Zanussi, che per prima aveva ricercato nell'archivio coneglianese notizie di questa storia, e un'altra socia della nostra associazione ha pubblicato poco tempo fa un libro sulla traduzione di tutte le lapidi che abbiamo in cimitero, ma mancava uno strumento agevole che fosse destinato al grande pubblico, ma che doveva in qualche maniera coniugare una facilità di consultazione a una ricerca archivistica seria, cioè noi volevamo che i dati riportati fossero quelli giusti, e qui si è unita la mia professionalità a quella appunto di Chiara, che è proprio archeologa e ricercatrice di professione, e abbiamo cercato di fare questa guida che è divisa in tappe, che è molto agile, molto semplice, ma che presenta anche degli approfondimenti importanti. Nello scrivere questo libro, cioè quali sono state le vostre fonti da giornalista, insomma, si capisce bene l'importanza. Assolutamente. E la ricerca è partita dallo strumento principale che abbiamo a Conegliano, che è l'archivio storico, un archivio che ha una messe molto consistente di documenti sulla storia della città e anche sulla comunità ebraica. Poi gli approfondimenti sono stati fatti grazie all'aiuto anche delle diverse comunità ebraiche che sono coinvolte attraverso i personaggi che hanno abitato a Conegliano nella nostra storia. Primo, per esempio, la comunità ebraica di Venezia, che è quella che anche attualmente fa parte del territorio coneglianese, nel senso che Conegliano afferisce ancora a Venezia. Ma anche la comunità ebraica di Trieste e di Padova, perché comunque molti personaggi sono transitati attraverso queste città e da lì a Conegliano. Quindi la ricerca di archivio è stata abbastanza approfondita, soprattutto appunto da noi a Conegliano, e ha restituito un quadro molto interessante con diverse notizie inedite, soprattutto del periodo, diciamo, della fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, che sono le fasi finali in cui la comunità ebraica vive qui e dopodiché si estingue, ma per cause naturali, diciamo, nel senso che le famiglie poi decidono di trasferirsi fuori da Conegliano e di tenere magari qui le seconde case, per cui vengono a mancare proprio i numeri per costituire la comunità, ed ecco che entra in campo Venezia a quel punto. Ecco, quindi il periodo del fascismo con le leggi razziali in che modo tocca la comunità ebraica di Conegliano, alla luce del fatto, come diceva lei, si è estinta naturalmente? Sente comunque le conseguenze di quel periodo nero? In effetti sì, nel senso che noi avevamo parecchie persone afferenti alle comunità ebraiche del territorio che arrivavano a Conegliano anche per scappare, per mettersi in salvo dalle persecuzioni. E quello che abbiamo potuto comprendere nella nostra ricerca è che la nostra città ha sempre cercato di aiutare queste persone e di nasconderle anche rischiando la vita. Abbiamo casi eclatanti di una certa Carlina che è stata veramente
fondamentale per salvare una famiglia che poi si è trasferita in America e che qualche anno fa ha fatto un viaggio nella memoria e sono ritornati per cercare gli eredi, i discendenti di questa giovane donna coraggiosa. Purtroppo non tutte le storie sono finite bene e noi abbiamo una storia che tra l'altro non è inedita, nel senso che ne aveva già parlato uno storico importante che aveva pubblicato la sua ricerca, che è quella di Maria Sara Rosenthal, che era una veneziana che era venuta ad abitare a Conegliano in via 20 settembre, apparteneva a una famiglia molto colta e sia uno dei figli che il marito erano musicisti e lei aveva avuto anche, abbiamo notizie sue soprattutto dall'emanazione delle leggi razziali, perché è il momento in cui purtroppo si trovano maggiori informazioni. Lei aveva avuto anche la possibilità di avere una cameriera di razza ariana, che all'epoca era proibito, ma l'avevano fatto proprio in considerazione di quello che era il suo stato di salute precario. E la fidanzata del figlio, che era la segretaria del fascio di Santa Lucia, scopre con angoscia che in una lista che era stata stilata degli ebrei del nostro territorio che dovevano essere deportati compariva sia questa anziana donna che il suo fidanzato, il quale riesce a mettersi in salvo scappando, mentre la signora viene nascosta sotto falso nome per più di un anno in quella che era la casa di riposo di Conegliano, e alla fine sarà lei stessa a tradirsi in un momento di debolezza. Erano stati evacuati in occasione di un bombardamento e parlando con altre persone evacuate ha confidato che era in realtà. Purtroppo la persona con cui stava parlando era il capo della polizia di Conegliano, che poi, devo dire, con una determinazione incredibile l'ha cercata in tutte le maniere e alla fine è riuscita a trovarla e lei è stata deportata. Sappiamo che prima è andata a Trieste e non è stata deportata ad Auschwitz, perché è bruttissimo da dire, ma ormai erano le ultime battute della guerra e Auschwitz non era più, lo stavano smantellando, per cui non stava più facendo quella che era proprio la distruzione di gruppi di massa, e probabilmente lei è partita con l'ultimo convoglio che è partito da Trieste verso Ravensburg, e lì abbiamo perso le sue informazioni. E siccome siamo riuscite, quella è stata una ricerca piuttosto complessa, a trovare esattamente la casa dove lei abitava, che per uno scherzo del destino era nello stesso pianerottolo di quello che era il parroco del Duomo di Conegliano, e questa è un'altra dimostrazione dell'integrazione di questa gente con i coneglianesi. E adesso vogliamo partire in collaborazione con il Comune di Conegliano e con la nostra associazione per far parte di quel progetto che credo voi conosciate, che è quello delle pietre d'inciampo, di questi segni che vengono lasciati nelle città per ricordare le case da cui sono state deportate queste persone che poi non sono più tornate a casa. Chiara, qualche altra storia, magari a lieto fine, che vi è rimasta impressa nel cuore? Perché poi quando si scrive un libro del genere l'aspetto emozionale, emotivo, il cuore gioca sempre un ruolo importante. Beh, ce ne sono diverse. Cito al volo il personaggio più famoso, che è stato il sindaco di Conegliano, Marco Grassini, il primo sindaco con un mandato completo dopo l'Unità d'Italia, ebreo, e anche questa è una cosa eccezionale, nel senso che probabilmente è stato anche il primo d'Europa come sindaco, una figura appartenente a una famiglia molto importante. Ma insieme a lui, che è comunque diciamo stato in carica alla fine dell'Ottocento, vorrei ricordare una donna in realtà, la baronessa Zoe dei Morpurgo di Trieste. Perché la voglio citare? Perché c'è un capitolo dedicato alle famiglie, diciamo, altolocate, che alla fine dell'Ottocento, ebree chiaramente, abitano in bellissime ville che ci sono a Conegliano. Villa Zoe in particolare è la famosa Villa Pacagnella che avete visto nelle foto. E la cito perché è un po' il simbolo di un periodo felice, prima quindi delle leggi razziali, della guerra, chiaramente la seconda guerra mondiale, in cui il Conegliano diventa un po' il centro della vita mondana di famiglie nobili, perché nel frattempo avevano anche acquisito la nobiltà, ma imparentate anche con famiglie altolocate
del territorio italiano, romano, eccetera, come i Bourbon del Monte, perché la figlia sposa proprio un Bourbon del Monte e diventa la zia degli Agnelli. Quindi c'è anche un collegamento tra diverse famiglie, diciamo, i cui cognomi ritornano nella storia italiana. E come loro molte altre. Ecco, di questo personaggio, di questa baronessa, mi sono abbastanza innamorata in un certo senso, anche se non so dove è stata sepolta, non sono riuscita a scoprirlo, magari qualcuno lo farà in futuro, perché comunque all'interno del libro abbiamo messo tantissimi spunti per proseguire le ricerche su vari fronti, non solo ebraico, ma proprio di personaggi e luoghi della storia cittadina. Ecco, questo ci tenevo a dirlo perché è un libro che ha più livelli di lettura, dal semplice turistico che si può seguire in autonomia fino, diciamo, allo scientifico per chi volesse fare ricerche più approfondite. Immagino, o meglio, mi viene da chiedervi se avete intenzione di allora proseguire, di dare un'ulteriore chiave di lettura. Beh, le idee sono tante, con Chiara sono anche troppe ogni tanto, però sì, ci stiamo pensando perché ci sarebbero molte cose interessanti ancora da indagare nella storia della nostra città, che sono collegate anche alla comunità ebraica, ma che in realtà spaziano anche in tantissimi altri campi, perché il nostro territorio è stato un territorio fortunato nel corso della storia, che ha potuto godere della Pax Veneziana per secoli, dove c'è stato un grandissimo sviluppo architettonico, artistico, storico e dunque sì, collegato con questo discorso appunto della comunità ebraica, di queste bellissime ville che ci sono nel nostro territorio, è possibile che con un pochino di calma, ma che ci sarà una seconda uscita proprio che indagherà su questi aspetti. C'è stato un momento emozionante durante la presentazione del libro, un collegamento speciale. Sì, è vero. Diciamo che l'uscita di questo libro ha coinvolto anche la comunità ebraica italiana a Gerusalemme, dove ci sono molte persone che conoscono Conegliano perché gli arredi della sinagoga che era in via Caronelli nel secondo ghetto della città sono stati trasportati proprio a Gerusalemme nel 1949, quindi immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questo è accaduto perché, come dicevamo, già dai primi del Novecento la comunità si era estinta, per cui c'erano delle persone che abitavano a Conegliano, delle famiglie che se ne occupavano, ma alla loro morte la sinagoga è rimasta abbandonata a se stessa. Aveva all'interno un arredo molto pregiato e risaliva al Settecento, e poi c'erano anche gli arredi mobili che erano stati in parte anche già portati via, per cui la comunità ebraica di Venezia ha deciso di smontarlo e adesso è utilizzato dalla comunità italiana a Gerusalemme, che ci ha tenuto moltissimo a farci vedere sia la sinagoga sia il fatto che sia molto frequentata, e abbiamo fatto un lungo collegamento durante la presentazione. È stato molto emozionante perché si vedeva proprio lo spirito di correlazione che volevano avere con Conegliano e anche di trasmissione di quelli che sono le loro attività religiose e anche, insomma, di legame con la città. Questa, per esempio, che vedete è la foto che rimane dell'ultima celebrazione che è stata fatta durante la Prima Guerra Mondiale, quando l'esercito austro-ungarico passava in città e diciamo si è fermato per le celebrità. C'era il rabbino che ha voluto aprire la sinagoga ed è stato quello l'ultimo momento in cui è stata utilizzata. Ecco, ci rimane proprio una foto simbolo, diciamo, perché poi l'edificio dove si trovava è stato abbattuto nel 1965. È un
viaggio nella Conegliano, in una Conegliano, appunto Conegliano ebraica, è una scoperta di luoghi, di persone, di storie particolari e l'obiettivo finale di questo libro, questa è l'ultima domanda con la quale ci salutiamo, è semplicemente di fare una guida, di immergersi nella storia o vuole comunicare qualcosa di particolare in un momento poi storico anche particolare? Guardi, quello che è il pensiero che la studiosa anche di quella che è la storia di Venezia e del territorio veneziano è che noi come a Venezia abbiamo sempre accolto chi veniva da lontano, spesso appunto facendo rispettare le leggi che c'erano nel nostro territorio, ma abbiamo sempre accolto le persone perché eravamo consapevoli che con le merci si spostavano anche le idee e che l'accettazione controllata, ma l'accettazione è sempre fattrice di ricchezza e di benessere per entrambi. E questa città si è dimostrata e si dimostra ancora disponibile al dialogo e alla conoscenza, perché noi siamo spaventati da ciò che non conosciamo. Però se studiamo questa storia e si vede veramente anche valutando da altri punti di vista quelli che sono magari opere d'arte che sono presenti nel territorio ma che non sono mai state lette in questa chiave, ci si accorge che quello che era il sentimento di questo periodo, era quello proprio di cercare quello che ci unisce, che è molto di più di quello che ci divide. E questo dovrebbe essere un insegnamento che noi prendiamo dal passato e che dovremo applicare appunto al presente e al futuro. Ed è un po' anche il simbolo che c'è in copertina nel nostro libro, insomma, in qualche modo. Ecco, ci teniamo a ringraziare l'autore della copertina, che è un grandissimo artista di cultura e religione ebraica, che è Tobia Ravà, che ci ha fatto scegliere tra le sue opere, e noi abbiamo scelto questo cuore dove si incrociano due alberi che sono proprio il simbolo di queste due comunità che si hanno potuto prolificare, sono diventate più grandi perché sono cresciute insieme. Credo che non ci sia messaggio migliore per chiudere questa nostra chiacchierata. Io vi ringrazio davvero tantissimo per averci fatto conoscere questo libro, ma anche questo lato probabilmente nascosto di Conegliano. Grazie davvero a Chiara Dall'Armellina, grazie a Laura Pasini, naturalmente buon lavoro, e se doveste avere altri frutti del vostro lavoro, delle vostre ricerche, naturalmente siamo qui per raccontarle insieme. Grazie davvero e buon lavoro. Grazie. E adesso l'aggiornamento di cronaca con l'ennesima tragedia sul lavoro accaduta in un'azienda agricola di Cessalto. A perdere la vita un operaio quarantenne. Dalle prime informazioni che avevamo sarebbe rimasto intossicato dalle esalazioni dopo essere caduto all'interno di un silos. Queste erano le prime informazioni che avevamo e che vi abbiamo dato, ma chiediamo conferma, insomma, tutti gli aggiornamenti al nostro Cristian Arboite, che si trova proprio a Cessalto, all'esterno dell'azienda dove si è consumata la tragedia. Ben ritrovato, Cristian. Sì, buongiorno di nuovo Francesca, mi trovo qui in via Palù 17 con Simone Merlo all'esterno dell'azienda Corvezzo, un'azienda che si occupa di viticoltura tra l'altro biologica. Qui si è registrato, come dicevi bene tu, l'ennesimo dramma sul lavoro nella Marca trevigiana. A perdere la vita questo giovane uomo di 43 anni di origini albanesi, che da poco, a quanto pare, si era trasferito a Cessalto con la famiglia, la compagna e una figlioletta di pochi anni. Della vicenda è stato informato ovviamente anche il sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato. La dinamica per il momento è quella che hai detto tu, questo lavoratore che è rimasto soffocato dalle esalazioni provenienti da questo silos. Qui sul posto, come vedete alle mie spalle, ci sono i carabinieri. È arrivato da pochi minuti anche il carro funebre. Siamo appena arrivati io e Simone. Diciamo che nessuno per il momento vuole rilasciare dichiarazioni. Le indagini sono ovviamente
in corso e ecco, fino a pochi minuti fa, a quanto pare, non era stata nemmeno, non si era, gli inquirenti non erano riusciti a mettersi in contatto con la compagna di quest'uomo, quindi non vediamo per il momento le generalità. Insomma, l'ennesimo dramma sul lavoro, siamo in piena campagna sostanzialmente qui a Cessalto, in via Palù. Il clima chiaramente è quello di ogni tragedia, purtroppo. Sono storie a sé, ogni storia a sé, però il clima è sempre surreale, sempre contrassegnato dal silenzio, dal dolore. Non ho altri dettagli particolari da darti. Con Simone Merlo, Francesca, ti restituirei la linea. Grazie davvero Christian, grazie naturalmente anche a Simone Merlo per le immagini. Poi questa sera nel corso dei nostri telegiornali vi daremo ulteriori aggiornamenti. Avete sentito, non è possibile in questo momento dare l'identità della vittima, che lascia la moglie e una figlioletta piccola. La famiglia non è stata ancora informata e per questo insomma è giusto al momento non dare l'identità di questo operaio quarantenne che ha perso la vita in una nuova, l'ennesima tragedia sul lavoro in un'azienda agricola di Cessalto. Noi siamo in chiusura, vi ricordo appunto che l'informazione di Antena 3 torna questa sera a partire dalle 18:30 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, a seguire le notizie da Venezia e province, poi dalle 19:30 tutti gli aggiornamenti dalla Marca trevigiana. Grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento di giornata.